Anticipiamo perché non ce la faccio proprio. Tutti pronti? Dice bene Polly, è chiaro che ha voglia, perché è tanta la voglia di mollare. Se noi tifosi abbiamo questa sensazione, no? Vogliamo mollare, andare a fare altro legittimamente, ho paura che anche nei giocatori ci sia questo, che non hanno mai creduto in una possibile rimonta, eppure loro tengono voglia di mollare la squadra, di mollare la stagione e di andare a fare altro. Secondo me il tifoso ovviamente ha tutto il diritto di farlo, perché non siamo a libro paga, mentre i giocatori dovrebbero rispettare quello che è il loro lavoro, e lo fanno perché entrano in campo, ce la mettono tutta, proprio tutta quella che hanno. Sappiamo che per fare dei grandi risultati a Napoli tutta di solito non basta, ci devi mettere quel qualcosa in più. È un paradosso, no? Dare il 110% vuol dire dare qualcosa in più rispetto a quello che hai potenzialmente. E questa squadra ci ha dimostrato che fa grandi cose solamente quando va oltre i propri limiti, e non credo che siamo in grado di andare oltre. Possiamo cambiare altri 5 allenatori, dovresti cambiare 25 giocatori, però se ne parlerà poi l'anno prossimo. Chiaramente voglio ascoltare tutte le vostre considerazioni. Mi sa, devo ringraziare Pvito, che addirittura in pre-live, quindi preventiva, mi lascia il suo supporto. Sono senza parole, quindi dico solo buona Pasqua e vado a letto. E io ti ringrazio, amico mio, perché questo è supporto personale, proprio di amicizia, per chi evidentemente, giustamente, se tenete altro da fare è giusto che andiate a fare altro, a distrarvi, a divertirvi, perché nel frattempo noi, di quelli che stanno online, facciamo un po' di terapia di gruppo, perché non c'è altro da fare quest'anno. E dobbiamo parlare, ovviamente, il primo gol è quello che ti lascia completamente senza parole, perché questa palla che rimbalza, nessuno che prende l'iniziativa e la butta fuori, Meret che potrebbe andarla ad agguantare, e invece no, un pochino passivi, un po' troppo passivi, e gli abbiamo fatto fare cose nemmeno eccezionali. Ho visto quell'Atalanta quante volte riflettiamo, abbiamo detto non è che abbiamo visto degli avversari proprio indistruttibili, però quel poco quest'anno basta pochissimo per neutralizzare il Napoli e avere il sopravvento, basta veramente poco. E quindi questo è la cosa che fa più male, che non ti spieghi. Poi il secondo gol, errore di Juan Jesus evidente, e arriva il secondo gol nel secondo tempo. Ricordiamoci che siamo partiti proprio con il palo di Miranchuk, non ce lo dimentichiamo, perché già potevamo stare sotto allo 0° minuto. Nel secondo tempo entra Zielinski, entra Ngong, e hanno pure un buon approccio, onestamente. Arriva il palo di Zielinski, arriva quella deviazione di Osimhen che fa mezzo miracolo, carne secca. Il Napoli ci prova, ci riprova, qualcosina succede,
però ti controllano e ovviamente poi la chiudono con un giocatore di grande talento, un giocatore che è un po' l'esempio di questa stagione, no? Il nome che infiammava la piazza a livello di ipotesi di mercato, ed è giusto simbolicamente proprio che ci metta a lui la pietra tombale, perché il Napoli ci ha provato, e se ci hai provato o non ci hai provato abbastanza a livello di pecunia, sia nei confronti dell'Atalanta o nei confronti del giocatore, perché i giocatori si fanno vendere se tu li convinci con un progetto e con uno stipendio importante, e invece no. E ci siamo affidati a 3 scommesse che erano da vincere e che non sono state vinte, e quindi ci siamo affidati un pochino al caso, onestamente. Devo ringraziare anche Luigi. Caro Valerio, io mollo, lo capisco, ma questa è la live mollo, la live di Malesani. Alle prossime partite invece del Napoli vedrò un concerto dei Tool, bellissimo, o dei Disturbed. La data, la situazione, vada anche Luciano Caldù. Grazie mille Luigi per il tuo supporto, sei sempre molto carino e lo capisco. Noi invece non molliamo, perché è una mia è anche un modo di sopravvivere per me, l'avere il contatto con voi, e lo sfogo non è io davanti allo specchio, dato che non posso andare al bar con gli amici, il bar ce lo creiamo qua. Diego, e non hai torto, amico mio, purtroppo non hai torto. Bella l'iniziativa di inginocchiarsi, peccato che lo stiamo facendo da agosto scorso, ed è una frase, un commento sarcastico molto molto brillante che dobbiamo accettare. È come se fossimo rimasti inginocchiati. Beh, tu dici dall'anno scorso, io nella partita specifica siamo rimasti inginocchiati, non ci siamo mai più alzati per fare la partita che dovevamo fare, perché se questa veramente signori, le 9 finali, no, c'è una finale, c'è una sola finale, che è la prossima partita, cioè la partita che arriva, quella è la finale. Se tu la perdi, visto la classifica, è finita, non ci sono 9 finali. Se esistono, se fosse stato vero che erano 9 finali, hai perso questa qua, adesso hai altre 8 finali che ti portano 8 trofei. No! È una stronzata che non ha mai funzionato, magari funziona per altre squadre, non lo so, ma questa cosa delle finali non ha mai funzionato. Primo, il Napoli non è abituato alle finali, secondo, non si vince niente, terzo, hai perso questa qua, vinci le prossime 8, che fai? Ci vai? Non ci vai, ma tanto non le vinci. Quindi dobbiamo almeno, l'unica cosa che possiamo trarre dalla stagione è che ci dobbiamo liberare dei luoghi comuni e dobbiamo cominciare a ragionare un pochino più quadrimensionalmente. Grazie mille Diego, grazie mille Daniele. Come giocatori in campo anche io abbandono, cioè facciamo pochi di noi la live, se vi capisco, anzi la vostra presenza, mentre per dirmi io abbandono già vale tanto per me, e siamo veramente molto molto uniti. Io mi sento comunque unito con voi. Calzona ha risolto tutto, la cura Calzona, è chiaro Nicola, che doveva risolvere Calzona. Calzona quello che ha risolto è che in campo almeno c'è una parvenza di posizionamenti e di gioco che dovrebbe portarti ma poi rendiamoci conto che i giocatori, come vi ho detto all'inizio, devono dare di più, devono dare molto di più. Era troppo tardi. Se avessi cominciato con Calzona, uno poteva giudicare Calzona per come aveva preparato la squadra, per come l'aveva studiata, ma non posso fare altro che aggiungere a questo. È il caso di prendere uno che comunque ad un certo punto ti deve mollare, deve andare a fare il suo lavoro con la nazionale, e comunque questa partita non la può preparare. Ecco, anche Calzona non può dare il 110% perché teneva gli altri fatti da fare, da contratto, e quindi anche questo, possibile che non c'erano altre idee? È possibile, evidentemente. O meglio, forse un'idea c'era,
che non era quella di Conte ma era quella di Tudor, tant'è vero che Tudor alla Lazio ci va, però lo dovevi fare post Garcia se non ti fidavi più di Garcia, e lo dovevi fare subito dandogli poi il tempo di fare. Niente da fare. Più che ginocchiati siamo rimasti inchinati. Come si dice? L'inchiostro. Meno male che non l'ho vista. E Vincenzo, allora è colpa tua. Diamo tutti la colpa a te? Assolutamente no. Però non ti sei sicuramente intossicato. Ringrazio anche RC, molto molto generoso. Dopo Napoli-Empoli, ultima del girone d'andata, il grande Guido Gentile ci ha spiegato perché statisticamente non saremmo andati in Champions. La statistica sbaglia poco, Guido Gentile mai. Io non mollo. E grazie amico mio, grazie. Comunque mi conforta l'idea che c'è chi ancora vuole parlarne, ma non è il parlare di questa stagione, è il parlare in prospettiva e darci una parvenza di futuro, che in questo momento è tutto grigio, è tutto c'è la nebbia, la famosa nebbia, Zielinski, eccetera, eccetera. Shaino Sparchi, bentornato, se mai te ne sia andato, non lo so. E vado a leggere altri messaggi. Ragazzi, like a bontà vostra, al vostro buon cuore. Il paradosso è che con Garcia eravamo in zona Champions. Sì, non posso darti torto, lo dicono i numeri. Poi si può dire che le squadre affrontate da Garcia potevamo stare più in alto, ma almeno c'era una media che ti permetteva di ragionare su certe cose. Poi pietra tombale con Mazzarri, adesso è troppo tardi per fare qualsiasi tipo di discorso. Ma io mi domando e mi chiedo perché mai Kvara e Lobotka dovrebbero restare. È una domanda legittima, Dario. C'è un'immagine, credo intorno al 49esimo, di Kvara che stava guardando la partita in tribuna, disperato, con le mani in faccia. Loppo è un giocatore che è quello che forse insieme a Kvara, Lobotka di più continuo, forse l'unico che ha mantenuto un rendimento sempre costante, con qualche picco, mai sbagliando la partita interamente, ed è un giocatore che si salva in questa stagione. Se ha mercato non lo so, lo scopriremo. Io ho più paura del fatto che gli altri abbiano pochissimo mercato, e non so come la rifondi questa squadra quando hai fatto dei rinnovi a gente un po' più in là con l'età, devi svecchiare, devi prendere dei giocatori, e per prendere i giocatori devi liberare le caselle, e per liberare le caselle che fai? Li licenzi? Sarà dura. Poi per quanto riguarda Kvara, è il più giovane della cucciolata, è il più talentuoso, è quello che in potenziale può fare grandissime cose se va in una squadra dove viene un pochino protetto anche dall'accanimento degli avversari addosso. Io non lo voglio vedere mai lontano dalla mia squadra, però vorrei vedere anche il suo talento esplodere. Armando, ciao Vale, buona Pasqua a tutti, che disfatta, mi consolerò guardando le partite di mio figlio che gioca nel Cuneo, ma ovviamente tifoso napoletano. Che bello amico mio, un abbraccio a te, un abbraccio a tuo figlio, in bocca al lupo, e facci sapere che ruolo gioca, magari ci serve, facci sapere. Diamo un'idea di mercato, fammelo sapere in privato, perché così non lo diamo l'idea di mercato a nessuno, a tutti, insomma. Luigi aggiunge, dire mollo è solo per dire, purtroppo per fortuna ho sangue azzurro nelle vene, ma si può richiamare Garcia è sempre a stipendio? Sì, tecnicamente sicuramente a stipendio, e figurati, quando la Salernitana stava decidendo addirittura c'erano delle voci di ritornare con Inzaghi. È chiaro, sì, lo puoi fare in qualsiasi momento, lui è costretto a venire o può decidere di dimettersi, e a quel punto risparmi questi 2 mesi di stipendio, non lo so come funziona, però è chiaro che lo potresti richiamare, ma non lo puoi fare perché gli hai vomitato addosso qualsiasi cosa e hai spiattellato in pubblica piazza, no, io lo volevo esonerare già
a Capodimonte, poi io sono andato negli spogliatoi, ho detto allora ti vuoi far mandare a fanculo, da lì ovviamente che fai? Chi richiami? Nemmeno il peggior Zamparini era capace di fare cose del genere. Veramente una novità, e per questo bisogna riflettere sulla posizione di De Laurentiis, perché non era così e sta prendendo una deriva pericolosa, e non lo so nel futuro cosa succederà. Arriva Conte? Sì, vai tranquillo, sicuramente arriva Conte. Virgilio, ringrazio anche te sempre. Ciao Vale, se permetti un piccolo appello verso il Napoli come società: raggiungere un certo livello è una storia, mantenerlo è un'altra. Certo, forza Napoli sempre, anche in Serie X. Vi abbraccio, ti abbraccio, caro Virgilio, e hai ragione, hai ragione da morire, perché si sa, no? Vincere è difficile, il confermarsi è molto più difficile. Ci aggiungiamo che proprio storicamente in Italia, no? Qualche volta capita di rado che lo scudetto esce da quel triangolo, no? Di Milan, Inter e Juventus, e quando esce succede una cosa, la Lazio, ogni tanto la Roma, poi il Napoli, la Sampdoria, negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 30 anni, però poi subito ritorna lì, e poi ogni tanto ci sono le strisce delle strisciate, le famose strisce di vittorie. Già storicamente è impossibile, ci metti anche del tuo e purtroppo è la debacle. E veramente nessuno sarebbe stato così amareggiato come quest'anno se almeno avessimo avuto quella forza di rimanere terzi, quarti. Sì, sarebbe stato deludente, però avresti pensato, vabbè, almeno hai mantenuto la cosa. Proprio scendere a picco, proprio il crollo verticale, fa male perché si poteva difendere meglio. E ringrazio ancora Nicola. La vecchiaia ti cambia e quello là certo, così. Purtroppo è una riflessione che secondo me devono fare almeno la famiglia, perché noi non abbiamo potere decisionale. Noi possiamo gridare MSC a Ponte, compraci, possiamo gridarlo quanto vogliamo, Bezos sta arrivando, però lui è il proprietario e quindi può decidere lui. Solamente le persone a lui vicine, insomma, possono, quelli a cui lui vuole bene, possono dirgli una parola, possono cercare di portarlo su una condizione, almeno dire forse sei un po' stanco anche tu. Quando uno è stanco ti si annebbia la vista, fai delle cose, prendi delle decisioni affrettate, si può sbagliare di più, e quindi delega un pochino, così almeno noi sappiamo con chi prenderci. Se ce la dobbiamo prendere solo con lui perché ha fatto tutto lui, diventa difficile da sostenere come situazione in generale. Signori, Traoré ad oggi non lo riscatterei nemmeno per 15. Andrea, è una riflessione che va fatta. Noi faremo una riflessione su tutti i giocatori e ci sarà da analizzare bene, perché tu non riscatteresti nemmeno per 15 milioni Traoré, e io sono d'accordo con te, nel senso che ti fa intravedere delle cose. Dobbiamo ancora ragionare sul fatto che non stia bene fisicamente. Non lo so quanto di più ti può dare. Ci sono i giocatori che cominciano bene la loro carriera e poi si perdono, hanno dei problemi fisici oppure mentalmente non resistono in certi campionati. Lui ha tentato il passo in avanti verso la Premier League, non ha funzionato. Non lo so, onestamente il passaggio da Hamsik a Zielinski, poi se Traoré la nostra mezzala di riferimento dell'anno prossimo, per me è un po' pochino. 20, tu dici nemmeno per 15, ma costa 25, ci devi ragionare. Tu hai dato via Elmas per 25 per prenderti Traoré? Non mi sembra un upgrade ad oggi. Poi avrai i mezzi perché fa un bellissimo stop così, ma te lo fai fritto lo stop, purtroppo non serve a molto. E ringrazio mamma che ansia. Basta dare solo gol per ADL, questa squadra può vincere facilmente con l'Atalanta. E amico mio, può vincere facilmente con l'Atalanta. Che cosa significa? Il Napoli poteva vincere facilmente anche con Mazzarri e col Frosinone e non abbiamo vinto. Sono tante le partite, sono tantissime le partite che tu dici questa squadra può.
quando si danno le colpe a DL non è solamente il mercato, è tutta una serie di cose che ti portano alla stagione disastrata. È il famoso effetto domino. Tu non è che quando vai in campo con l'Atalanta tu fai il conto, dici ok, qua abbiamo Anghissà, qua abbiamo Politano, qua abbiamo Osimhen, è fatta. E no, perché come stanno giocando questi qua, in che stato d'animo stanno, che stagione stanno vivendo, hanno avuto gente che nei momenti di difficoltà li ha tenuti sul pezzo, perché facciamo una riflessione per esempio sul Milan, Pioli super criticato, i momenti così, vai a vedere i punti del Milan a più o meno i punti di quando ha vinto lo scudetto 3 anni fa, quando è stato 2 anni fa. Insomma, vuol dire che nei momenti di difficoltà che il Milan ha avuto, qualcosina ha funzionato, un po' probabilmente la gestione del tecnico, un po' la protezione del tecnico. Ci sono tantissime cose che concorrono all'interno di una società di calcio che ti permettono di uscire dai momenti di crisi che arrivano in tutti gli anni, o di non entrarci proprio, o di uscirne alla grande. Quindi non è semplicemente il mercato è tanto, è parte di, ma è tutta la gestione che non funziona, è tutto un essere, c'è sempre nervosismo, c'è sempre un attaccarsi l'uno con l'altro, il cercare lo scaricabarile, io ho chiesto scusa, però non è colpa mia, è tutta una serie di cose. Purtroppo è stato lui che ha voluto prendere tutta la responsabilità su di sé, e io cosa dissi? Stai prendendo un rischio enorme. E questa è la condizione. È chiaro, l'ho detto nell'inizio della live, i giocatori devono dare di più, devono prendersi le loro responsabilità, devono essere messi in condizione di... Facciamo l'esempio di Zielinski, si poteva arrivare alla fine di Zielinski un poco meglio senza avere il dubbio che gioca, non gioca, c'ha la testa, non c'ha la testa, e Zielinski comunque è uno di quelli che ha la tecnica. Oggi stava per fare un Eurogol, lo puoi utilizzare, non lo puoi utilizzare, c'è il dispettuccio, c'è una faida interna, i giocatori non gli vogliono bene, la società lo ha schifato, lui ha schifato, no. Vi rendete conto di quante piccole cose possiamo elencare che non funzionano e che non ti mettono in condizione di dare il 110%? Troppe cose. Un sabato santo intossicato, il Napoli vorrei solo onorasse lo scudetto che hanno sul petto, era così impossibile. Non era impossibile e secondo me andava fatto meglio. Non c'è dubbio. Rachmani e Jesus improponibili, e sono d'accordo con te, perché poi quello che porta al palo di Miranchuk è un'azione di Rachmani che tenta un anticipo e poi si squaglia, idem si è squagliato Juan Jesus. C'è stato un pochino di presunzione, la vedo come presunzione, è proprio quella cosa di non stare sul pezzo, proprio non mollo un centimetro, non mollo un pallone, perché ogni contrasto è quello decisivo per far gol e per non prendere gol. Questa sensazione non l'ho avuta, e quindi se non fai questo ti fanno gol, l'Atalanta ti fa gol a talento. Arbitro, che ne pensi? Scandaloso, male, molto molto male, tutte le decisioni che ha preso sono contestabili, si aggiunge a tutte le cose l'arbitraggio, perché Atebor dà un calcione da dietro, in ritardo, non da dietro, a Mario Rui, non succede niente, il richiamino oppure così, non arriva l'ammonizione. Osimhen protesta per un fallo che forse non c'era nemmeno, subito il giallo, e là ti rendi conto della disparità. Dice: quest'arbitro lascia fare i falli a una squadra come l'Atalanta, ma io non posso neanche protestare. Vi renderete conto che se tu me lo chiedi io ne parlo, non ne posso parlare, perché grave sarebbe dare un altro alibi a questi giocatori e a questa squadra. Nel momento in cui sei così innocuo e sei così poco pericoloso e poco sul pezzo, parlare dell'arbitro mi dispiace, non lo voglio fare proprio, perché significa cercare delle scuse. Io lo so che qua siamo più equilibrati degli altri, e quindi non è che dirà solo per quello abbiamo perso. No, è 0-3 insindacabile, e quindi così.
io penso a questo punto c'è troppo da cambiare, non riesco proprio ad immaginarmi questo gruppo che diventa prolifico e che gioca in modo non prevedibile, troppe cose sbagliate. Sì, Vincenzo, prevedibili, lenti, io al di là del modulo, insomma, anche il cambio uomo su uomo hanno abbastanza impattato Ngong e Zielinski sul secondo tempo, però sì, mi dà l'idea di una squadra letta che se non va a 1000 all'ora, Politano che rientra sul mancino, il cross piovente e ti anticipo quell'altro che fa la stessa cosa, Spadori assolutamente impalpabile. Poi dopo nel secondo tempo al 75esimo almeno abbiamo visto la doppia punta, non è cambiato tantissimo perché Simeone girava intorno ad Osimhen, ha fatto diciamo più lui quello che veniva incontro per scambiare un pochino, non male ma non basta, insomma, qua c'è da finire questa stagione, è poco da parlare anche tatticamente, lenti, prevedibili, sì, è così che ha dato l'impressione. Zielinski che gioca così bene mi fa arrabbiare ancora di più. Mattia, è un caso, lì vedi la tecnica, no? Cioè ci sono le partite in cui ti sembra anche lui indolente, ovviamente però non ti scordi di come si gioca a pallone e quindi magari anche galvanizzato da un momento della nazionale, aveva fatto pure il gol. Ci saranno dei momenti in cui vedi, magari entra e vuole dimostrare io c'ho ancora qualcosa da dire, mi rimpiangerei, potrebbe essere questo la motivazione di Zielinski, dimostrare che lo possiamo rimpiangere, che lo abbiamo lasciato andare, lo abbiamo accompagnato a Milano un po' troppo facilmente. La cura Calzona, lo scudetto ce l'hanno fatto sudare a sangue amaro, mai vista una cosa del genere. Zielinski è libero mentalmente, il futuro l'ha già scritto. Sì, però si poteva dire lo stesso di Zielinski anche a inizio gennaio, quando il futuro era già scritto, invece ti è venuto meno in alcune partite. Vale tutto, ragazzi, vale tutto. La verità è che è una cosa che vi dissi tempo addietro, vedremo delle partite, saranno molto vittorie casuali quando ci saranno, momenti dei singoli, ci saranno dei momenti in cui esulteremo, molti momenti in cui ci intossicheremo, perché non essendoci un progetto sicuro alle spalle e ognuno, everybody fends for themselves, cioè ognuno se la vede per sé, alzi la testa, vedi un compagno libero, lo servi, non è che cerchi di risolverla solo da solo. Però è tutto un po' sporadico, è tutto un po' a vampate, non c'è quella continuità di attacco e di prestazione. Dottor Varon, Vale, non c'è più maglia. Virus Dela nello spogliatoio causa precedenti trattative. Della prossimo allenatore, Lindstrom può giocare anche a sinistra. È chiaro, causa precedenti trattative, spiegamela un pochino. Però della Redis prossimo allenatore è una provocazione che fa sorridere, però lui ce l'ha detto, è andato negli spogliatoi a dire la sua, a suggerire le formazioni, a suggerire i cambi. Lindstrom può giocare anche a sinistra, è chiaro che può giocare anche a sinistra, lo sappiamo, lo abbiamo detto più volte che forse mi convince di più a sinistra. Vedete che però manca Kvara, io faccio il titolo occasione per Lindstrom e poi durante il video vi dico giocherà Raspadori, non vi preoccupate, cioè sono sicuro che giocherà Raspadori, non ho dubbio, perché ho già letto Calzona come vede. Se adatta Raspadori a destra sicuramente lo adatta anche a sinistra, perché evidentemente gli dà l'impressione in allenamento di essere più applicato, di poter dare di più alla squadra rispetto a Lindstrom. Non è che Calzona c'ha una preferenza per Raspadori rispetto a Lindstrom, evidentemente decide che gli può dare qualcosina in più, quindi è un ulteriore bocciatura. Non giocava con Mazzarri, non giocava con Garcia, non gioca con Calzona. Cioè non funziona Raspadori a sinistra, entra Ngonghe a sinistra, quindi un ulteriore adattamento, perché Ngonghe è sempre stato
il mancino che gioca a destra, che punta la porta, addirittura a sinistra, e lo può fare, ha fatto qualche partita, sono giocatori tutti lì che possono giocare, quindi anche lì un'ulteriore bocciatura. Poi entra al 67esimo, l'avete palpato Lindstrom, impalpabile, lo metti a sinistra, lo metti a destra. Sto giudicando Lindstrom come giocatore così? No, lo voglio vedere in una stagione generale, che si cominci dall'inizio, che si faccia tutta la preparazione con un allenatore che lo conosce, che lo studia e che sa come valorizzarlo, e poi lo giudichiamo. Nel frattempo è impalpabile e non si può dire altrimenti. Rocco, grazie mille. Meno 34, Maronna, non è possibile. Meno 34 dall'Inter nella stagione con lo scudetto in petto, i più vergognosi campioni d'Italia della storia. In molti devono andare via, basta foderarsi gli occhi con il prosciutto. Indecenti. È messaggio forte che io non posso contestare, perché i numeri parlano chiaro, e oltre che i numeri sono prestazioni che sono difficili da accettare, e sta tutto in quel primo gol subito, dove la palla a campanile, c'è tutto il tempo di fare qualcosa, di vendere cara la pelle. Ecco, vendi cara la pelle, cioè sei finito, perderai, il tuo destino è segnato, ma vendi la cara alla pelle, fagli buttare il sangue, il sudore agli avversari, e invece li vedo proprio che volano, non facciamo un fallo, proprio veramente andiamo proprio lisci, vanno liscissimi. 586 in live, 260 like, bevi e ascolta qualche vocale. Hai ragione Fabio. Dove sono i like? Dove sono i like e dove sono i vocali? Sono tantissimi vocali. Ah, siete impazziti completamente. Mamma mia. Eppure sta pratica l'abbiamo chiusa. No, che dobbiamo fare? Sono tornato al 12 marzo. 17 marzo, dove stiamo? Today. Ma c'era uno di Peppe di vabbè. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio, io sono in Islanda, siamo a pranzo con amici, come si può sentire dal sottofondo, e credo di aver fatto la scelta giusta di farmi i fatti miei, e niente, ti lascerò il mio like preventivo appena posso. Un abbraccio. Grazie amico mio. Ciao Valerio, ciao amici bellini. Perrone. Cosa si deve dire? Una brutta partita, brutta partita. Anche se abbiamo creato di più, perché a livello di XG SofaScore segna 1.8 per il Napoli e 0.9 per l'Atalanta, però comunque questa è una brutta partita, siamo stati abbastanza innocui, diciamoci la sincera verità, loro l'hanno gestita abbastanza la partita, hanno fatto una vittoria importante per la zona Champions, mentre noi invece probabilmente questo potrebbe essere realmente il primo anno in cui non ci qualifichiamo per una competizione europea, perché non ci scordiamo che nell'anno di Gattuso, cioè il primo anno di Gattuso, quindi Ancelotti Gattuso, noi ci qualifichiamo in Europa non per la posizione di classifica, ma perché vinciamo la Coppa Italia, ci qualifichiamo in Europa League, perché se no arriviamo settimi mi pare. Certo. Questa è una cosa che andrebbe ricordata al nostro presidente, secondo me, perché dice che la Coppa Italia è inutile. Hai ragione, ti fermo, hai colto un punto incredibile. Attenzione, ti ho messo a 1.5 perché era un po' più lungo il vocale, ma Francesco Perrone ha toccato un punto incredibile. Ci atteggiamo che stiamo da 13 anni in Europa, sempre in Europa, mostro l'Europa. Hai ragione, quell'anno ci andammo perché vincemmo la Coppa Italia, è così che ci sei arrivato, quindi uscire dalle coppe per concentrarsi sul campionato, per avere i piazzamenti, non funziona. La Coppa Italia non è mai inutile. Francesco Perrone, più incisivo di qualunque addetto ai lavori. Ti faccio finire. Juan Jesus, perché adesso stanno uscendo tutti i commenti, meme. Vabbè, veramente ci sarebbe da imprecare e da chiudere account. La faccia di Kvara in tribuna rappresenta il momento, secondo me. Allora, sempre. Aspetta, Peppe di Pam, stiamo a 2 per. Recuperiamo tutto. Bravissimo Francesco, è veramente molto molto ragionato il tuo commento, molto vero, è chiaro, c'era da aspettarselo. Io, quelli più attenti sanno che in prepartita io vi ho detto giocherà Juan Jesus, però c'ho questo tarlo di non farlo giocare perché
dopo tutte le polemiche, settimana pesante, come ti fai a concentrare sulla partita e a giocare senza problemi? È difficile. E quindi non ti fidi di Nathan. Ostigard ha giocato in nazionale, io vi dico giocherà Juan Jesus, ma non era una cattiva idea quello di farlo sedere in panchina, nemmeno la cosa di dire lo faccio giocare perché gli voglio far fare il capitano simbolicamente, nemmeno quello. L'idea di non farlo giocare non la dico a posteriori, vi potete andare a recuperare il video e ci tengo molto perché sono intuizioni che lasciano il tempo che trovano, però anche questo adesso la feccia, la melma si riversa su tutti i social possibili e immaginabili, sotto il Napoli, sotto la Gazzetta, sotto il Corriere, sotto le cose di Acerbi, le cose così, e riversano. Spero che i tifosi del Napoli almeno facciano i signori e facciano le persone serie, ma gli altri tifosi delle altre squadre non aspettano altro, e quindi purtroppo anche lì autogol. E devo ringraziare ancora Luigi. Dove sta? Ciao a tutti, mi chiamo Luigi, è un problema. Mi faccio di Napoli. Buona Pasqua a tutti gli amici bellini, ci si vede alla prossima seduta di gruppo. Un bacio Luigi, una costante della nostra community. Prendo un altro paio di commenti dalla chat. Raffaele: Conte ha già trovato casa a Napoli. Sì, la notizia che era uscita che la bambina a scuola, il nulla osta delle cose, tutta una serie di cose molto fantasiose. Non vedo l'ora, sai come esplode il canale, diventiamo virali subito. La prima conferenza proprio di presentazione, Conte che subito sbotta, sarà bellissimo. Ma a questo punto un po' di Nathan potremmo vederlo. Questo ragazzo deve restare relegato in panchina fino a maggio. Domanda legittima, come ho chiesto al Napoli, a Calzona: fatemi vedere anche Den Donker. Cioè, lo sappiamo che lo bot che è forte, le partite non le vinciamo, mettiamo Den Donker, mettiamo Cajuste, mettiamo Lindstrom e mettiamo anche Nathan. Fatemi capire se si intravede, nonostante non possiamo dare giudizi definitivi su questi calciatori nell'annata disastrosa. In generale non dovresti dare un giudizio definitivo nemmeno in un'annata normale, perché c'è l'adattamento, esistono i momenti, però è una richiesta legittima. Più che parlare di calcio insieme mi va di parlare solo con voi. Ngong e Simeone mi sembrano abbiano dato una bella botta di vita alla partita. Dall'inizio al posto di Osi e Politano appannati no? Domanda anche questa legittima, ovviamente con il senno di poi, Valentino, perché Osi l'ho visto pimpante, poi ha perso molti duelli con Hein, però è andato in crescendo. Nel secondo tempo gli è sfuggito un paio di volte, ha costretto alle parate, a 2 parate forse non difficili perché i tiri non erano centrali, carne secchi, però Osi, quando c'hai Osi lo fai giocare. Mi piace che Calzona l'abbia messi insieme perché Simeone l'impatto l'ha avuto. Su Ngong sì, ecco, fa parte di quel discorso: fammi vedere Den Donker, fammi vedere anche Ngong, perché se tu c'hai ancora questa coppia, hai ricreato una coppia e quindi hai spostato definitivamente Lindstrom dall'altra parte e la coppia è Politano-Ngong, per l'anno prossimo fammi vedere Ngong e fammi capire chi può dare di più su quella fascia. Evidentemente è pure una questione di il famoso equilibrio che tutti gli allenatori cercano. Forse Politano continua a garantirti più fase difensiva e Ngong te ne garantisce di meno, purtroppo. Calzona in conferenza, ecco, invogliatemi, istigate, no, datemi gli spunti, spuntatemi. Se non tiriamo fuori l'orgoglio abbiamo fallito. Questa città merita rispetto e un finale dignitoso. E questa è una frase che possiamo dire tutti noi, onestamente. Sono arrivate i like? Fatemi sapere. Viste le ultime prestazioni di Dilo, ma Mazzocchi a sta? Mazzocchi sta in panchina. Giulio, non accetto questa domanda a me. Lo so che la stai facendo in generale all'universo, ma questa domanda a me su questo canale non si può fare, perché quando arriva Beresischi e quando arriva Mazzocchi io vi rispondo: non è arrivato nessuno.
Non è arrivato nessuno. Hai speso 3 milioni per non far arrivare nessuno, perché non è il vice di Lorenzo. Mazzocchi poi è stato utilizzato nei momenti di difficoltà e di emergenza, nelle altre posizioni, un po' a sinistra, un po' da esterno a tutta fascia, a destra, tutto quello che volete voi, come tappabuchi va benissimo, ma non è un vice di Lorenzo, non esiste il vice di Lorenzo, e non lo so se è una richiesta di Giuffredi, dici io te lo lascio qua a vita, facciamo il rinnovo, tutto quello che vuoi tu, il capitano, ma non deve avere concorrenza, evidentemente già c'ha troppa concorrenza, ha avuto troppa concorrenza Politano, leva Lozano da mezzo, Mario Rui, Olivera già mi danno fastidio, ma non deve, perché non è possibile pensare di far fare 4-5 stagioni consecutive a Di Lorenzo senza mai rifiatare in una stagione difficile dove è anche capitano e quindi tutto è sulle tue spalle. Sta giocando maluccio da troppe partite, si dovrebbe riposare, niente. Quindi non mi venite a dire ma abbiamo preso un grande acquisto perché era quello che serviva. No, ti potevi tenere a Zanoli, vabbè, gli fai fare esperienza in un'altra parte, poi te lo riprendi e poi non ci credi. Quindi questa è la situazione. Prendo il vocale di Peppe. Ma oggi sono avvelenatissimo, Lo so. non tanto per la sconfitta, perché io me la potevo pure aspettare, cioè io ho tolto tutte le speranze da questa squadra per qualsiasi tipo di raggiungimento. Io sto seguendo le partite proprio perché sono tifoso e mi devo vedere la partita del Napoli. Però due cose non posso accettare più. Uno, il primo gol non si può mai prendere. Tu Meret, quando vedi quella palla alzare devi camminare addosso alle persone, quella palla è tua, devi fare qualsiasi cosa, non puoi rimanere fermo. Oltretutto Miranciucco lo colpisce e la palla entra dentro. Due, quella stramaledetta area di rigore va riempita. Non è possibile che i cross devono arrivare per forza Simone, perché è l'unico in area puntualmente triplicato e nessuno gli va a dare sostegno, nessuno che va a dare un'alternativa, nulla, zero. Hai ragione. E con questo io vi saluto, mi vado ad allenare che è meglio, vado a sfogare. Vai Peppino, vatti ad allenare, poi c'è Vincenzone. Hai ragione, io la riflessione che facevo quando tu mi parli di riempire l'area, sul primo gol non c'è niente da aggiungere, è proprio così, non è accettabile. Riempire l'area, di solito almeno una delle mezze ali a sostegno, perché Lobotka non è uno che va dentro, deve rimanere anche perché fisicamente. E ragioniamo su come fisicamente era strutturata la squadra oggi. Magari Olivera non era della partita, ma qualche commento negli altri video mi faceva riflettere. Catena di sinistra, tutti piccini, Raspadori piccino, sì, ci avrà un po' di istinto del gol, ma è piccino, anche se riempie l'area non è un pericolo per l'Atalanta. Raspadori piccino, Traoré piccino, Mario Rui piccino. Quindi tutta la catena di sinistra con una squadra fisica non regge. Non regge, grosse difficoltà anche per Mario Rui, Atebor gigante, gli fa il cross dall'altra parte da terzo a quinto e è chiaro che va in difficoltà. Quindi chi si deve buttare? Si può buttare Anghissà, che ha una media gol pari alla mia, più o meno abbiamo gli stessi gol in Serie A, io e Anghissà. Arrivano i cross solamente dalla zona di Politano, sempre gli stessi, perché Raspadori tende ad accentrarsi e non ho mai visto Raspadori sulla fascia puntare, creare delle cose così. Idem quando ci mette in Gong, perché pure in Gong tende ad andare verso il centro. Già con Gong, ecco, abbiamo riempito un pochino di più, ci sono stati degli spioventi dove lui interviene e poi si crea si crea proprio il presupposto per il doppio palo, proprio perché Ngong va di testa, si crea il parapiglia, la palla spiove, arriva Zielinski, il palo e poi dopo quell'altro palo sulla parata di Carnesecchi. La famosa frase: il calcio non è difficile, il calcio è semplice. Il calcio è difficile, però ci sono delle cose che appaiono abbastanza logiche e naturali e si vedono. E questo è anche un pochino roba che si può chiedere a Calzona, se si poteva fare qualcosa di più a livello proprio di struttura della squadra titolare. L'obiettivo è sfumato, ora vediamo un po' chi tenere. Lo dico da giocatore di basket da una vita: giocatori titolari o no, cambia tutto, bisogna dare un po' di fiducia e vedere le risposte. Sì, è quello che ci chiediamo e che ci aspettiamo per le prossime partite, proprio perché in realtà, vedi, la rassegnazione è una brutta lo so, fa male dover parlare così, ma
almeno vedere quelli là che si vogliono giocare il posto l'anno prossimo, o anche se si vogliono far vedere da un'altra squadra, crescere come valutazione di mercato, diventare appetibili. In una stagione così disastrata, però che finale di stagione ha fatto X, e allora arriva una squadra che ti vede. Ma ce lo ha detto Spalletti e ce lo dobbiamo ricordare: quando non vai in Champions è difficile fare mercato, è difficile che ti arrivano offerte alla grande, è molto molto pericoloso quello che sta succedendo, ragazzi. Lo so che voi non volete andare in Conference, non volete l'Europa League, solo un fastidio. Quello che volete voi, e credo che il Napoli vi stia rispondendo, il Napoli vi sta dando ragione. No, è meglio non andare in Conference, e non ci andiamo manco in Conference se continuiamo così. Quindi poi vediamo quali sono i giocatori a cui gli tremano le gambe quando chiama il Napoli l'anno prossimo. Vediamo quale allenatore gli tremano le gambe e non vede l'ora di firmare l'anno prossimo. Diventa qua italiano, va benissimo, Conte fa ridere l'idea di Conte italiano così. Qua è capace che veramente dobbiamo affidarci a Cannavaro, che ha continuato a dire: io il Napoli lo alleno anche gratis, per una questione probabilmente di cuore oltre che di possibilità, perché anche Cannavaro pochissime esperienze. Quindi male. Ciao amico mio, sei il migliore, un abbraccio Gianni, grazie mille. Vincenzo, ma la gente che chiede Conte è seria? Appena mette piede a Casavoltuno, circondato da terre, senza centro sportivo, senza attrezzature moderne, si sconfisce da ridere. Tra l'altro anche questa storia ci dovremmo muovere, perché poi finisce il fitto e tu devi andare ad allenarti da qualche parte, e a quel punto veramente devi chiedere a Cannavaro se ti presta il centro paradiso. Ragioniamoci, forse Cannavaro è la soluzione per il centro sportivo, non per la panchina. Ragioniamoci. I like: quando entra Lindstrom giochiamo in 10, quando io vi dico impalpabile più o meno è la stessa cosa. Calzona: su cosa si deve lavorare? Non è un problema di linea difensiva, ma un problema di squadra. Se arrivi tardi in pressione, la pressione non è di squadra ma singola, diventa difficile. Giusto Gianni, grazie per lo spunto, perché ho visto un po' scollato Osimhen rispetto al resto della squadra. Ci sono stati dei momenti, ecco, il Napoli fa delle cose a tratti, ci sono stati dei momenti in cui la pressione ha funzionato e abbiamo messo in difficoltà Carnesecchi, l'ha dovuto buttare in fallo laterale un paio di volte, però non è se non è continua, se non hai quella foga di farlo sempre, la forza di farlo sempre, arriva il momento in cui sei disconnesso e ti vengono in porta facile, e questo si aggiunge al problema della linea difensiva e dal gol stupido e inaccettabile che hai preso. Le peggiori partite dell'era Golzona sono state contro squadre che ti prendono uomo su uomo. Come mai? Sul primo gol, secondo te, Mario Rui non poteva mettere in fuorigioco il suo uomo? Sì, probabilmente. Ovviamente l'analisi nello specifico tecnico-tattica arriva domani. Quello che è a quel punto il tuo spunto, quello che mi fa pensare è ragionare smart, visto che di testa Atebor ti fa, se arriva il pallone spiovente, salta più alto di te. L'unica è stare talmente sul pezzo che dici lo metto in fuorigioco. Non lo so se era fattibile, non so come arriva, come stava la linea, se poteva metterlo o se ci eravamo schiacciati troppo. È una delle idee per evitare di subire la fisicità degli avversari, ma non lo so. Non sono meravigliato, troppi errori da inizio campionato su tutti e tre allenatori, acquisti sbagliati, non c'è una coesione di squadra. Da dove ricomincia? Non lo so. Certo non ci possiamo annoiare, perché ci sarà da vederne delle belle. Per te Maggio Conte è concreta come cosa? Io non tengo il tempo di scrivermi tutte le fregnacce che danno giornalisti o non giornalisti, per sicuro, per quasi fatta, per oramai è fatta, e tutta una serie di cose. Di De Maggio ricordo: attenzione, Mancini è fatta per Mancini, poi vedrete, poi mi direte e mi darete ragione, questa cosa poi vedrete. Quando poi non succede, gliela ricordano, oppure ne dicono talmente tante che io proprio mentalmente non riesco a ricordarmele tutte quelle che dicono, e quindi se la cavano, perché uno si dovrebbe mettere, ognuno di loro ha detto questo, questo e questo, e poi gli porti il conto, no?
e qualcosa si devono inventare per mantenere gli ascolti, per farsi ritwittare, per rimanere sulla cresta dell'onda, altrimenti il napoletano, vedi, molla, perché c'è poca gente, pure Pasqua, quindi è giusto. Molliamo, non abbiamo niente su cui emozionarci oppure puntare con fantasia, allora devono premere con notizie anche non attendibili pur di farci parlare, anche per farci dire è impossibile. Purtroppo questo è. Ne dicono talmente tante che ti rinfaccio. È così, ed è una strategia. È una strategia. Ascolto il Vincenzone. Io, meno male che, come ho detto prima, meno male che non l'ho vista. L'ho vista giusto così di sfuggita, un po' all'inizio, alla fine, verso la fine del primo tempo. Però, cioè, tra le altre cose mi è andato storto pure torto, non che mi ha mangiato. Me l'ha mangiato per fame, ma erano pochi pani con due salumai. L'unica consolazione è che avevo Miranchuk e Pasalic al fantacalcio. Amico, a livello di fantacalcio io ho messo Scamacca perché conosco i miei polli, conosco i miei casatielli, e poi è la mia strategia. Io metto sempre i giocatori avversari in campo quando giocano gli avversari del Napoli, perché se segnano almeno il fantacalcio va avanti, se non segnano esulto lo stesso, perdo il fantacalcio ma almeno il Napoli è andato bene, quindi io li metto sempre, è una strategia che funziona mentalmente. Ciao amici bellini, ciao Valerio Fluido. Ormai abbiamo finito le parole per questa stagione disastrosa. Il problema non è di chi è la colpa o cosa si può fare per migliorare. Il problema sono le conseguenze che ci stiamo prendendo quest'anno, da peggior squadra, da campione d'Italia, di sfottò dopo che avevamo zitti tutti quanti l'anno scorso, e non solo, proprio a livello economico per il futuro del Napoli. Io credo questa sia stata una delle peggiori stagioni proprio a livello di numeri non sportivi, ma tutto quello che c'è intorno. Perché con Donadoni, bene o male, venivamo dal nulla, ma da campione d'Italia pure un esborso per i tifosi, per andarsi a vedere le partite, per gli abbonamenti che aumentano. Certo. Brutto. E mi fai riflettere, Fabio, anche sul fatto che la svalutazione, cioè tu mi parli a livello economico, oltre al fatto che la prossima Champions è una Champions più ricca, cambia il formato, c'erano più squadre da affrontare, proprio più partite minime con la Lega, diciamo, senza i gironi, insomma, è una cosa che non ci riguarda, la studieremo per curiosità. Quindi perdi quello, oltre ad aver perso il mondiale per club, che è una cosa, insomma, che ti potrebbe anche tornare utile se fai una preparazione seria. Però la svalutazione, cioè tu hai perso soldi perché si sono svalutati giocatori che si erano ipervalutati con lo scudetto, e col senno di poi va detto, bisognava monetizzare, non bisognava impuntarsi, e se ti era arrivata veramente un'offerta importante per Osimhen la dovevi accettare, dovevi andare a puntare subito David, qualcuno di questi qua già che erano già nell'orbita Napoli, qualche taccuino c'era nascosto di Giuntoli con la carta carbone. Bisognava sfruttarlo e sfruttare questa cosa qua. È chiaro che lo dico col senno del poi, perché vendere Osimhen sarebbe stata la rivolta generale, però succederà lo stesso l'anno prossimo e non ci guadagnerai altrettanto. Quindi speriamo che si attinga alle riserve, perché le riserve ci sono tanti, si è fatto tanto fatturato l'anno scorso, ci sono tanti soldi conservati, e là bisognerà fare un mercato aggressivo dove sai che andrai in perdita e lo devi accettare e tentare di riprenderti a livello tecnico, perché non hai altro, cioè non è che ok, per un anno puntiamo solamente sulla crescita della cantera, per un altro anno è l'anno in cui si cresce a livello di strutture, quindi stadio, centro sportivo. Si chiede un sacrificio ai tifosi, stateci vicino, manterremo un profilo più basso, però con la prospettiva lo ha fatto l'Arsenal, lo hanno detto proprio chiaramente, ragazzi,
attenzione, questo 3-4 anni fa, apportate un po' di pazienza perché stiamo lavorando sui giovani e vedrete i frutti e non vi preoccupate. E infatti l'Arsenal sta ad altissimi, poi non vinco, ma stare ad altissimi livelli in Premier League quando ci sono gli squadroni con i soldi come il Chelsea, come il Manchester City, il Liverpool, il Manchester United che va male come il Chelsea, però è difficile stare lì e competere sempre. Quindi lo avremmo dovuto capire e lo avremmo dovuto accettare. Purtroppo l'anno prossimo si presenta abbastanza male, se non parti con quelle idee chiare di stabilire prima il direttore sportivo insieme a te sceglie l'allenatore e con l'allenatore e col direttore sportivo si fa un mercato logico tutti insieme, così non è che tu prendi prima Nathan, poi prendi Garcia, poi prendi Meluso a fine mercato, poi avevi già scelto che ci avanzano un po' di soldi che non li voglio spendere di tasse, vatti a prendere Lindstrom, non ti preoccupare, gioca a destra, abbiamo tolto lo 0, lo mettiamo a destra. Questa è stata l'approssimazione generale che non può funzionare, non può più funzionare. L'Arsenal ha anche aspettato Arteta, hai ragione, questo è un altro tema secondo me importante, cioè credi in un allenatore, credi in un progetto, lo proteggi, non lo lasci. Le critiche arrivano e figurati se non saranno arrivate critiche anche ad Arteta, figuriamoci, non è che la Premier League è esente e sono tutti perfetti, tutti quanti fanno grandi domande oppure i tifosi sono tutti di conseguenza, arrivano le critiche anche là, poi sta alla società saperle gestire, difendere, creare all'interno dello spogliatoio, perché io vi dico i giocatori siano colpe, ok, ma se tu destabilizzi il primo allenatore, poi chiami uno che è un allenatore finito, chiami un altro che tiene il doppio impegno così, ma i giocatori secondo voi che credibilità trovano in tutto questo cambio, questo marasma? Per chi si devono andare a rompere le gambe? Devi metterli in condizioni di dare il 110%, altrimenti daranno il 75%, e a volte ti va bene e a volte prendi il palo se ti arriva a 75%. Insieme ad Anghissà, tutti in ciabatte, compreso ADL l'anno prossimo, un sergente di ferro alla Ted Lasso, e ancora non sono stato lasso di vederla quella serie TV, che mi dicono tutti quanti è sfizioso, pure gli amici miei americani, vedi, a te ti piacerà sicuramente, non c'è proprio il tempo, non c'è il tempo di vedere niente. Ti abbraccio Frank da Miami azzurra. Miami tra l'altro è uno dei porti, la maglia non ha portato bene. Dopo Natale e Capodanno Indus ci mancava solo Pasqua, record di questa stagione. Signori, a proposito di Indus, a proposito di record, siamo arrivati almeno a 500 like, non posso chiedere di più. 500 like li tenete? Giusto per sfizio, per abitudine, così se perdete l'abitudine al gioco dal basso, poi dopo lanciate la palla e per ricominciare cliccate. Io, vedi, la mia protesta è che non ho messo nemmeno la scritta post partita Napoli-Atalanta, questa è stata la mia protesta, ho bollato a livello grafico, però sono qui per voi, per farvi sfogare. Quest'anno non ci stanno capendo una mazza, purtroppo vero. L'immagine sul primo gol di Calzona che chiede, è vero, si è proprio sentito anche nei microfoni, è che ma che state facendo? I calciatori che si guardano cercando il colpevole, cosa che mi ricordo tantissimo, è l'icona di una stagione senza spirito di squadra. E così anche mettere fuori Rosa Demme è stata un'altra scelta scellerata. Sì, uno che per le poche occasioni che ha avuto sembrava mettercela veramente tutto, poi non sarà un campione, ma portava a casa la partita, onestamente. Ed è un altro che è anche abbastanza duttile, perché lo puoi mettere centrale al posto di Lobotka, ma lo puoi mettere tranquillamente mezzala, può giocare tranquillamente a 2 se decidi di metterti a 2 a centrocampo. Poi anche lui soffre un pochino la fisicità degli avversari, perché non è altissimo sicuramente, ma è un giocatore che, a parte che io sono affezionato perché ci diede una grossa mano nel periodo più duro, quello di Ancelotti,
rimise a posto un centrocampo che dove non funzionava niente. Quindi c'è un po' di affetto, sono un po' bias con Demme. Però anche a livello proprio oggettivo non è un giocatore che è tanto più scarso di Caio. Quante volte entra Caiusto e comunque non ti dà niente? Demme quelle partite che ha giocato, secondo me se le portate a casa. Anghissà gioca, non gioca, te ne accorgi o non te ne accorgi. Per me anche Demme è stato trattato maluccio per far posto a chi? A Den Donker che comunque non gioca. E allora ragazzi, quante ne dobbiamo elencare? Quante ne dobbiamo elencare? Gli XG, allora vediamo un attimo, perché SofaScore, vediamo un pochino, perché me lo stava dicendo, dovrebbe essere in vantaggio il Napoli, diceva Francesco, con gli XG. Mamma mia, 0-3 com'è brutto. Allora, 1,82 il Napoli, 0,88 l'Atalanta. Perché si arriva a questo XG così alto? Ricordiamocelo, sicuramente il palo di Zielinski e il palo di Osimhen uno dietro l'altro sono occasioni clamorose. I due tiri di Osimhen probabilmente hanno un XG alto, perché non c'erano avversari tra lui e la porta, c'era solo il portiere, poi gliela butti in faccia, quindi l'XG è alto, erano occasioni ghiotte. Poi probabilmente il palo dell'Atalanta che prende con Miranchuk non era facile, perché la palla gira moltissimo, quindi era molto defilato e c'erano i difensori che stavano tornando. Da qui insomma tutto si sviluppa questo XG molto sbilanciato a favore del Napoli. Questo è SofaScore. Vediamo se per sfizio troppi pochi. Ha ragione Angela, che cacchio, cioè proprio fatelo per me. Vediamo un attimo se Xstat, Understat. Su Understat per esempio il Napoli lo conferma 1,83, quindi simile, però molto più alto quello dell'Atalanta, 1,56. Insomma, sia per Understat sia per SofaScore il Napoli chiude con un XG leggermente più alto. Ecco, Peppe Di Palma ce lo porta da Understat. Perdere 3-0 con una squadra che non ha avuto un solo calcio piazzato. Non ha avuto un solo calcio piazzato. Allora quello che ho detto così distinto, perché non avevo visto le cose, ma un fallo l'abbiamo fatto un fallo. 6 falli il Napoli, 13 loro. Il doppio, più del doppio loro. Quindi neanche fare i falli, e il fallo è importante perché vuol dire che sei sul pezzo, che non li lasci scappare. Niente, proprio questo non lo impareremo mai. Passaggi 600 il Napoli, 300 loro. Palle lunghe il Napoli 56, siamo più o meno nella media, ma solo la metà vanno a buon fine. No, non bene. Possesso palla 61 il Napoli, 39, sì, era chiaro. Bevo, Angela, sì. Quest'estate bisogna cedere tanto ed avere un'idea tattica precisa con innesti di valore freschi e con la Gazzim. Speriamo di riuscire a vendere bene, perché non è facile, amici miei. Amiche mie. Martino, senza parole, però con tanti saluti. Grazie mille, amico mio. Sei molto caro. Sei molto caro. Martino, il vostro supporto mi aiuta ad andare avanti. Poi io mi sono svegliato molto presto al mattino, i like dovrebbero arrivare già solo per quello. Perché? Perché non è che mi sveglio al momento della partita, cioè alle 7:30. Ricordate che stasera dovete mettere l'ora solare legale. Quindi ritorniamo alla distanza di 6 ore. Sono stato fortunato perché la distanza è di 5 ore oggi, però mi sono svegliato alle 7:30, mi sono svegliato comunque alle 6:20. Perché? Perché uscivano le formazioni e volevo postare la formazione, ma era scontato che la potevo postare anche ieri con la quasi certezza. Siamo troppo onesti, hai ragione Angela, e non paga sempre, specialmente a livello sportivo agonistico, bisogna andare oltre ogni tanto. 6 falli e 2 munizioni, le stesse ammunizioni dell'Atalanta che fa il doppio dei falli. Domenico, la tua è una riflessione, è una considerazione giusta, non è la prima volta che succede. Aggiungiamo che uno delle ammonizioni è Osimhen di protesta,
l'altro è un fallo di Di Lorenzo in grandissimo ritardo che spende il giallo e meno male, però sì, netto. Loro invece un paio di ammonizioni le hanno avute, diciamo, abbonate. In questa stagione mediocre bisogna aggiungere anche non c'è scritto, bisogna aggiungere qualche torto, le varie tarantelle di Osimhen, le uscite di ADL e anche Giuffri, tutta roba destabilizzante. Sì e sì, caro Giorgio, tutto da considerare e tutta roba su cui lavorare, riflettere, non cancellare, lavorare per migliorare, lavorare per aggiustare. Qualche torto difficile da aggiustare se vai sempre a tuzzo contro la Lega, contro la federazione, eccetera, eccetera. Le varie tarantelle di Osimhen probabilmente le aggiusti perché lo devi vendere assolutamente. Speriamo di venderlo bene. Le uscite di ADL sarebbero da aggiustare, ma non sappiamo se ADL decide improvvisamente di fare silenzio. Giuffrida non lo risolvi perché Giuffrida è così. Le TV continueranno, le radio continueranno a chiamarlo e a farlo parlare. Lui può dire quello che vuole perché è l'unico procuratore che può dire quello che vuole. Il Napoli non reagisce mai. Abbiamo ancora troppi giocatori e possono anche aumentare i giocatori di Giuffrida. Di conseguenza non si aggiusta. 415, siete carini, possiamo arrivare. Una class action per averci causato depressione non si può fare. Non lo so tecnicamente, se volete chiedo ai miei amici esperti di roba giudiziaria, di roba tecnicamente. Non credo, però credo che, figurati se il contratto con i tifosi se non ha previsto una clausola anche per quello. Ho dovuto vedere la partita indifferita per straordinari pasquali sul lavoro. Rifondare la prossima stagione è l'unica cosa che mi viene come considerazione. E Venepasc viene non la so questa per tutto il resto. Spiegate, vabbè, me la dici in privato magari nel gruppo. Non conosco questo detto. Comunque quando giocano a uomo gli avversari diventiamo terribilmente prevedibili. O acchiappi tre soldi, ma Hein è stato abbastanza, sì, ha fatto la partita più o meno come Buongiorno. Osi spesso ha sofferto la marcatura a uomo addosso e gli è scappato un paio di volte. Se avesse segnato poi avremmo detto sì, ti puoi sbattere, ma poi alla fine ti scappa. Purtroppo le volte che per liberarsi della marcatura poi ha tirato non nel meglio delle sue possibilità. Come si comporterà MSC e altri da sponsor se i successi sportivi mancano? Caro Virgilio, tu tocchi un argomento a me molto caro, perché oltre a mancare i successi sportivi stanno mancando anche tutta una serie di possibilità di visibilità con le conferenze, eccetera, eccetera. È chiaro che hai meno appeal e che ti offrono di meno. Ci sarà sempre qualche sponsor che investe sul Napoli, perché il Napoli è un brand che anche quando va male ha uno zoccolo durissimo di tifosi che seguono a prescindere, quindi il loro nome gira. Però i successi sportivi aiutano ad arrivare a sponsor sempre più grandi. Oltretutto, è una riflessione che facevo anche con Guido, attenzione in generale il calcio italiano che non esce bene ogni volta che esce uno scandalo, e ci aggiungiamo che Tonali ha continuato a scommettere anche in Premier League. E come viene visto Tonali? Viene visto come un problema della Premier League? No, viene assimilato all'Italia, perché Fagioli, Tonali, l'acerbismo, eccetera, eccetera. Non ne usciamo bene. Allora o sei fortissimo, ma proprio forte, e gli sponsor se ne fregano e si legano a te comunque. 85 milioni. Non credo. Vaffanculo lo scudetto, meritiamo più rispetto e ci sta. Mica lo potevamo prendere noi. Tra l'altro Hein, giocatore preso a gennaio, un ragazzo del Verona. Caro Fabio, che mi hai detto che c'erano altri vocali, no, li ho letti, li ho ascoltati tutti, quindi continuo a leggere messaggi in attesa dell'arrivo tra qualche minuto probabilmente di Guido.
Ma un giocatore che appunto gioca nel Napoli, Kvara o Lobo, come si fa a convincere di rimanere dopo un anno del genere a rimanere a Napoli? Non avranno più voglia di giocare in squadre più sane? Secondo me sì. Ora Lobotka non lo so, perché può essere anche, ci sono giocatori anche di grande talento che trovano una dimensione, poi devi vedere quanto lui è ambizioso, se si vuole mettere in gioco e dire sono probabilmente il migliore qua per rendimento, voglio essere il migliore in una squadra che sta franando, in declino e che si può sperare che si riprenda, oppure voglio giocarmi la mia chance in una squadra top. Ma vediamo se però la squadra top punta sullo Lobotka, perché ragazzi performa alla grande con noi, però comunque dei limiti anche Lobotka ce l'ha, non è grosso fisicamente e in certe squadre ci sono giocatori che hanno la stessa tecnica di Lobotka, però hanno anche la fisicità se devono fare un contrasto a centrocampo e saltare di testa. Ci sono centrocampisti, le squadre top, i centrocampisti segnano. Se tu pensi Rodri, che poi fa il gol decisivo in Champions, nella finale di Champions, i centrocampisti devono avere qualche gol nelle gambe, altrimenti il top squadra non punta su di te, oppure punta su di te ma non sei al centro del progetto. Quindi dipende da Lobotka, se si sente ambizioso al punto tale, ma io me la gioco, la mia carriera me la gioco una carta, se arrivano le offerte, perché ripeto, secondo me non puntano in tanti su Lobotka. Va benissimo per noi, sembra quasi un lusso per noi. Kvara è tutto un altro discorso. Kvara ha le potenzialità del fuoriclasse, quindi chi ci punta e lo fa crescere bene, perché poi anche un ragazzo, secondo me a 22-23 anni si può ancora crescere, c'è ancora margine di migliorare, non dico tecnicamente, ma puoi migliorare stando vicino ad altri giocatori forti, l'ultima scelta, il maturare nel capire quando ti devi prendere la squadra sulle spalle e quando invece devi lasciare fare ai compagni, il diventare più freddo sotto porta. I giocatori vanno in maturità intorno ai 25-26, quindi c'è ancora un grandissimo margine. Chi punterà su Kvara, se avrà la forza di shieldarlo, di schermarlo e di farlo crescere bene, secondo me fa un grande acquisto. Quindi vediamo. Previsioni e speranze stanno a zero. Vogliamo fare davvero dissenso ed esprimere il nostro sdegno? Non seguiamo più. Caro Giuliano, spesso in realtà esce questa storia quando le cose non vanno, perché è l'unico modo veramente per dimostrare, ecco, un'altra volta oggi lo stadio pare fosse pieno. Quindi se cominci a non andare, qualcuno magari si chiede il perché e magari corri ai ripari. Mi rendo conto. Chi però ha la forza di farlo? Io no. Sarà anche per una questione di canale. Ma io anche senza il canale, anche quando facevo i video sporadici, eccetera, eccetera, la partita me la era vedere sempre. Cioè l'unica cosa che non mi fa vedere la partita è se devo andare a lavorare e quindi sono in macchina e devo guidare verso una serata, perché il lavoro è il lavoro. Ma tutto il resto passa in secondo piano, non lo fate sentire alla bambolina, non è che lei passa in secondo piano, ma a Masci dobbiamo vederci con mio cugino, non è da partita e poi andiamo, c'è problema, perché è una malattia, è veramente una malattia, è qualcosa di inspiegabile. E come me tanti altri, canale a parte, ci sono invece alcuni che probabilmente riescono a staccare la spina, però vedi, tu stacchi la spina per esprimere comunque il dissenso, cioè è quasi è una protesta attiva, cioè tu ti allontani ma attivamente per cercare di risolvere, in modo tale che non vedi l'ora di poter rivedere qualcosa che ti fa piacere. Vedi com'è twisted la situazione. Sì, l'interessamento del Real Madrid di Lobotka, Angelo, in realtà si era parlato di Barcellona, in realtà anche il Barcellona secondo me era tutta una cosa, domanda del procuratore, così un po' costruita ad arte con varie interviste. Io non vedo niente di concreto e vedremo l'anno prossimo, vedremo d'estate. Lo stadio è stato vuoto per anni e non si sono viste troppe differenze di gestione, onestamente. Fabrizio, sì, anche questo è vero. Poi vuoto o non vuoto, e quando lo stadio nello specifico è diventato un'attività marginale anche economicamente, e quando poi
sono i diritti, ma visto che i diritti comprendono tutta una serie di cose col brand, anche se il Napoli decide di non vedersi più le partite, i pacchetti si vendono complessivi, non è che ci sono i tifosi che si comprano solo il Napoli, come spesso ha parlato anche Fabio Versati, fammi comprare solo il Napoli e vediamo chi veramente è interessato al Napoli e chi no. Tu se ti devi vedere il calcio ti vedi tutto, e allora ci sono i tifosi delle altre squadre, il Napoli viene venduto lo stesso, e anche se tu protesti e non te la vedi, cambia poco. Una domanda: quale giovane delle squadre top, a meno che non sia la società che decide di mandarlo a giocare, chiede la cessione in prestito ad ogni sezione di mercato possibile? È una domanda giusta, perché sanno, ed è un andazzo che sta aumentando spesso in Spagna, no? Che escono i giocatori, pensa, adesso teniamo Yamin Lamal, Maceranzu, Fati, no? Tutti i giovani che così. Iden sta facendo anche la Premier, facendo esordire i giovanissimi così. Ogni tanto lo fanno anche in Italia, la Juventus ha fatto esordire parecchi giovani, molto giovani, l'Inter con l'attaccante e anche con il difensore Simic, ogni tanto lo fa l'Inter, ha risultato già acquisito. Però le squadre top, quelle là europee, il giovane sa che se ha il talento e se cresce insieme a questi qua grossi, a un certo punto la sua occasione la ha, perché poi quando uno è forte, ragazzi, non c'è età che tenga, e se hanno la testa giusta e crescono bene, consigliati e con un'organizzazione societaria che non li fa perdere, l'occasione loro l'avranno, mentre a noi fammi andare a giocare perché Cai faccia la falina fina, faccio le feline in panchina. Il mercato quest'anno ce l'ha Kvara, c'ha mercato, nel senso che Osi se ne andrà ma a meno di 100 milioni se le performance continuano a essere opache. Sì, io continuo a pensare a un ammutinamento in campo contro il presidente. Non capisco che tipo di vantaggio avrebbe l'ammutinamento in campo di cui parlano le feline. Andrea, sì, è chiaro il tuo pensiero. Contemporaneamente io però insisto sul fatto che tu ti devi vendere, cioè tu pure se te ne vuoi andare, mi dici non ce la faccio più a stare a Napoli, magari non ce la faccio più ad avere a che fare col presidente, tutto può essere, però se tu in campo non fai la prestazione, anche singolarmente, arrivano poche offerte, devi arrivare a fine contratto, quindi praticamente devi farti comunque una trafila di anni che stai buttando, eccetera, eccetera. Invece farebbero bene a mettersi in mostra e a dare di più di quello che hanno, proprio anche per andarsene, per farsi vendere. Il Napoli, se arrivano le offerte, non si fa scrupoli, si vende, come è stato con Elmo. Su, è arrivata l'offerta, vai, ciao, non c'è problema, ma non abbiamo il sostituto, fa niente, vai, nel frattempo vai, poi dopo noi ci organizziamo, non ti preoccupare, pigliamo Traoré e lo riabilitiamo. Quindi sì, e sono d'accordo sul fatto di Osimhen che secondo me 120, 130 della clausola, secondo me deve arrivare alla squadra pazza della Premier League, perché poi lui i colpi ce li ha, oggi anche stop di petto con quella gamba lunghissima, fa il sombrero, c'ha dei mezzi fisici importantissimi, però abbiamo fatto i calcoli di quante partite ha saltato, di quante partite non si fa per infortunio o per altre problematiche. Secondo me non li vale. Poi se qualcuno arriva e li spende, buon per noi, anche perché tenere Osimhen a 10 milioni con gli altri che non le guadagnano non è pensabile. Anche quella scelta genialata, miracolo economico, operazione perfetta, secondo me non aiuta assolutamente la tranquillità dello spogliatoio, specialmente se non ci sono poi degli allenatori pronti anche a gestire psicologicamente quelli che sono scontenti, eccetera eccetera. Simeone già non gioca, poi si vede Osimhen che va in giro per l'Africa, torna, non torna, fa i fatti suoi, nel frattempo guadagna 1 milione al mese, lui si fa un culo così e comunque non gioca. Ma come vogliamo ricreare quella tranquillità e quell'armonia poi di gruppo? Quello guadagna 5 volte a me e io mi devo fare il culo tale e quale a lui, e poi arriva
veramente, è veramente difficile così. Troppe cose, anche questa cosa qua che è stata esaltata da molti, grandissima operazione, non credo sia stata una grandissima mossa, però serviva per farsi pagare di più, per mettersi la clausola. Speriamo che la clausola vada a buon fine. Giocatori dell'Atalanta, tutti il doppio dei nostri, cessioni rimpiazzate con giocatori di pari livello o superiori, frutto di una programmazione di un presidente che non sbraita e con lo stadio di proprietà. Lo stadio sta quasi finito, stanno facendo la copertura, avevo visto delle fotografie, non bello, però almeno ce l'hanno. È una realtà piccola, ragazzi. Bergamo, cioè, l'idea di arrivare sotto l'Atalanta a me fa male. Cioè, se tu arrivi dietro la Roma te ne fai una ragione, la Lazio fa la grande stagione, te ne fai una ragione, anche se secondo me l'unica altra società di cui i tifosi si lamentano, e secondo me anche a giusta ragione, è la Lazio, perché con Lotito è molto simile alla situazione della vedevo per esempio i ricavi della stagione, i ricavi di pubblicità con la Cremonese che fa più soldi della Lazio, ma lì è un'altra storia che vi dirò più in là. Guido Gentile. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Che vuoi sapere, Valerio? Voglio sapere tante cose. Prima di tutto, come stai? Buona Pasqua. Domanda di scorta. Ok. Ci sono altri video sul tuo canale che sono in programma, perché ti vedo bello attivo e ti faccio i complimenti. Ragazzi, andate a vedere, sono bellissimi. Lo mettiamo all'inizio proprio perché è talmente disastrosa la situazione. Bravo, non riesco a parlare della partita. E sapete, io non sono bravo a farmi pubblicità, lo notava anche Francesco. Sì, tra l'altro uno lo metterò a Pasquetta, la seconda parte della chiacchierata di Nico, che sono 3 parti, perché si è divertito talmente tanto che mi chiamò, ho detto no, facciamone un'altra, quindi ne abbiamo fatta nel frattempo un'altra lunghissima sul cinema straniero, dove si lascia andare anche a ricordi personali. C'è un ricordo legato a un film che lui ha visto ad Amsterdam, non capendo una parola, con la fidanzata che parlava che glielo traduceva in francese, quindi un film in lingua inglese che lui ha visto ad Amsterdam, proiettato con i sottotitoli olandesi, con la fidanzata, questo negli anni 70, il film del 63, non video qual è, che gli faceva la traduzione simultanea in francese, perché Nico parla perfettamente francese perché la mamma era francese. Guido, ti dice Elena, bravo Guido, non salutare proprio nessuno, non ti è venuto di salutare proprio nessuno oggi. Ma quella può sembrare una bazzecola. Tra l'altro fa piacere che Alessandro Gasman, nonché ci fosse, non manca occasione di usare parole molto carine e sentite per Napoli. Qualcuno si ricorderà che io l'ho salutato in tempi non sospetti un paio di mesi fa, insomma. No, non mi va di salutare nessuno, cioè non è automatico. Sono molto preoccupato, Valerio, sono molto preoccupato per il futuro, perché le persone, mi rendo conto che poi noi non siamo famosi in senso televisivo, io ho fatto pure televisione, mi sono annoiato molto, non guarda al di là del naso e del vomero, no? Innanzitutto, se una persona stiamo parlando di quella cosa che vedi la contraddizione, cioè quella cosa non esiste e sono 4 scemi, ma è tanto che esiste che se io dico quella parola metto nei guai il canale di Valerio. Esatto. Parliamo la parola con la R. Certo. Ma se sono 4 scemi, perché a 50 anni ne sto ancora a parlare e sono un sopravvissuto dell'Esel, che è un altro tipo di tragedia, ok, ma nel frattempo noi abbiamo avuto botte, abbiamo avuto l'assassinio di Ciro Esposito, è assassinio. Non è morto perché gli è caduto un meteorite, assassino. E nei telegiornali si doveva dire la morte di Ciro Esposito. Cioè nel corso di giornalismo dobbiamo dire femminicidio, cosa gravissima, sia cara. Però Ciro Esposito così ha avuto un infarto, c'è assassino, accoltellamento, cioè ogni domenica, sabato, mercoledì, le partite stanno tutti i giorni della settimana, sprechiamo centinaia di milioni nel corso di tutta la stagione, chiaramente sto facendo la somma, no?
per danni, per forze dell'ordine che sono dislocate, sono impegnate, ma sia succede ogni volta un tarseruglio e lo succede ugualmente, però sono 4 scemi. Sono 4 scemi, se un giocatore sbaglia uno stop viene insultato nei social, figurati poi cose così qua, ma se sono 4, da dove escono tutti questi insulti? Dalla Marte queste persone compaiono, entrano nei cellulari cioè ti rendi conto la contraddizione? Come 11 finali, sono 11 finali, quindi se fa 2 giornate e Napoli matematicamente non può andare in Champions, che sono 8 partite inutili adesso, ma non erano 11 finali, e andiamo avanti. Ma perché sono preoccupato? Sono preoccupato perché lascia da parte la sentenza sportiva, che è tutto, vedi tutto quello che è successo prima, durante e dopo, a livello proprio di controsenso, non è manco un battage pubblicitario. Sono preoccupato perché da inguaribile ottimista e romantico io credo e spero con tutte le mie forze che determinate piaghe e mali della società verranno sconfitti, non so quando e non so come, non so la data, però io ti posso dire con assoluta certezza che questo inguacchio l'ha spostata in avanti, non so, di 1 anno e mezzo. Quindi se una cosa che non posso pronunciare, perché se no mettono i guai Valerio, ma sono 4 scemi, verrà sconfitto nel mondo, in Italia, nel 2054, ecco, grazie a questo papocchio nel 2055. E dobbiamo ma tu hai capito che tu lo sai, perché tu sei un uomo, la dico frase fa, sei un uomo di mondo, nel senso che hai viaggiato e hai una visione veramente ampia di quello che è la cosa, quindi tu lo sai e non me l'hai dovuto nemmeno chiedere, già lo sai che non si può dire. Io ho sentito, e faccio i nomi perché non tengo niente da vedere, Radio Kiss Kiss con De Maggio che presentava una nuova ragazza che hanno preso per fare per la trasmissione e per affidarle Twitch. In radio De Maggio, tra l'altro mi hanno detto, tu ci hai detto che non possiamo dire la parola, e poi lo diceva proprio in radio apertamente, non possiamo dire la parola su Twitch perché poi diventa un problema. E la ragazza che tiene 22 anni e che evidentemente vive nel mondo di oggi dice assolutamente non si può dire, ma stai scherzando. Quindi il fatto che anche questo non ci si arrivi vuol dire che c'è un problema serio di non vivere nel mondo in cui viviamo oggi. Sì, allora, premesso che insomma io non sono Einstein, non passerò ai libri di storia come persona che ha avuto un influsso benefico su tantissime persone, un poco sì, però insomma ognuno ha il suo percorso di vita. Perché Valerio ha detto queste cose, io poi mi imbarazzo quando parlano di me. Beh, innanzitutto la mia famiglia è una famiglia mista, per quanto i genitori sono partenopei. A 11 anni mi hanno fatto fare questa esperienza di vita e quindi io a 11 anni quando ero piccolino sono diversi, oggi si viaggia con più facilità, costa di meno, quindi io giocavo non a ping pong, un po' tutti gli sport, con bambini di qualunque razza, religione e lingua. Noi parlavamo 5 lingue diverse: lussemburghese, che è un dialetto particolare, inglese, francese, olandese e tedesco. L'italiano no, perché la comunità lussemburghese, c'era una comunità italiana importante, ma non così importante come adesso nel 2024, per quanto c'era. Quindi tu eri costretto a parlare. Ed era bellissimo, perché tu capisci che ogni cosa ha veramente un punto di vista diverso. Poi da adulto io sono stato anche a Tunisi, lì è un altro mondo rispetto all'Europa, per dire, ma sì, e impari questo. Io non so quanti punti di vista ci sono rispetto a una situazione, un film. Ecco una delle ragioni per cui io dico un'analisi, per quanto continuo a studiare tutta la vita, diciamo, il cinema è un'analisi. Alcune cose sono fatti storici e io lo divido sempre, però non ho la presunzione di dire la recensione così è. Figurati su temi molto più seri, impegnativi, come può essere la violenza, anche solo verbale, o puntini. E questa cosa mi ha aiutato, perché intanto la mia mente automaticamente sa che ci sono tantissimi punti di vista. È uno switch importante. Io ovviamente non li conosco tutti, ma sono innanzitutto improntato a volerli conoscere. Ma già so che ci sono. Ed è molto, non solo miope, è molto pericoloso essere fondamentalisti su qualunque argomento, che può essere un argomento abbastanza piacevole come i fumetti, come un argomento delicato come questo qua. Io non so che cosa significa sulla propria pelle sentirsi una frase del genere, perché non sono una persona di colore e non ho la presunzione di dire no, ma allora dimmi bianco, però so che cosa significa, mi rompe tremendamente le scatole
questo fatto napoletani, Marioli. Io una volta me ne sono andato a una riunione di condominio perché mi rompe le scatole napoletani, tutti Marioli, perché ho detto guarda, lei si regge, lo disse una volta, perché io pago il suo condominio, un napoletano, perché lei non lo paga. Però noi napoletani ci dobbiamo sentire questa cosa, che i napoletani sono tutti Marioli, e ti devo dire, io non mi avete mai visto, mi dà fastidio. A un'altra persona non può dar fastidio, ovviamente non rispondo, molto raro che io possa dire una parolaccia nel corso, non le ricordo nel corso degli ultimi 5, 6, 7, 8 anni, vedi? Però dà fastidio, a un'altra persona può dar fastidio quello, a una persona ama collezionare le Barbie, allora una deficiente e una francobolli, no, se gli dà gioia, gli crea un interesse, anche uno scambio culturale con altre persone, ma bellissimo. Chi sono io per dirti che collezionare Barbie o francobolli o qualunque cosa, ci fermiamo a 2, se no siamo Salvini, è da stupidi. E sono temi semplici. Questo qua è un tema serio che è stato affrontato, dobbiamo salvare la squadra potente, Marotta, eccetera, tutti contenti, mettiamo gli uni contro gli altri, quelli napoletani sono piagnoni, ma non guardiamo il quadro d'insieme. Il quadro d'insieme oggi è anche molto più d'insieme, perché con le tecnologie immediatamente qualunque cosa fa il giro del mondo, e abbiamo visto che non la percezione, la considerazione è diverso, che hanno avuto altri giocatori, altre nazionalità per quello che è successo, è stata totalmente diversa da quella che è stata la percezione della parte italiana, perché poi è diventata una questione Napoli contro il resto del mondo, e non era Napoli contro il resto del mondo, era, non puoi dire una cosa del genere in questo momento storico, ma non perché è sbagliato, perché intanto è deprimente che ancora noi ci mettiamo a insultare una persona per il colore della pelle nel 2024, ma forse non dovevamo essere fatti di luce e non di rozza materia. Cioè, non voglio citare Dante, cioè, è molto triste, e ripeto, sono triste perché so che questa situazione, che può sembrare una sciocchezza, invece ha spostato in avanti quella che io spero sia la data in cui determinate piaghe, devianze verranno sconfitte dalla società. Chiudo questo pippone noiosissimo, perché io vi dico che certe cose ho assoluta certezza che vengono. Se vi ricordate, quando ci fu tutto quel casino dei bilanci della Juve, io dissi, non so quello che succederà, ma so che, scomodando e scontentando il mio amico laureato in fisica, ho l'assoluta certezza che ci saranno altri scandali, e vi dissi che c'è una metodologia, chiamiamo una sorta di protocollo, che in Italia il calcio utilizza, no? E poi è successo per le scommesse, e io dissi, avete visto? E vediamo su questo qua. Prima fase, negare, non è vero che la Juve ha fatto questo, negare, non è vero che i giocatori scommettono, non è vero che ha detto. Seconda fase, minimizzare, eccetera, fino a demistificare. In questo caso la demistificazione è stata interrotta da Juan Jesus con quel post, perché è un uomo intelligente, perché quelli sono le 5 fasi. Siccome quello è il sistema con cui determinate situazioni in Italia nel calcio vengono affrontate, tu hai la certezza che è un sistema che le alimenta, non le sconfigge. Tu puoi dire, io non so quello che succederà, ma so che succederanno cose cattive, perché con questo sistema, e ce lo sta dicendo la storia, negli ultimi 30-40 anni, stiamo vedendo che le cose peggiori. Quindi qualunque persona sana di mente, educata e intelligente, anche con un quoziente di 75 che è sotto gli 80, che è la media, diciamo, direbbe no, dobbiamo mettere in essere un altro. Perché mettiamo? Perché probabilmente va bene così, ma va bene così in un mondo che è diventato molto più grande e l'Italia è molto più piccola, quindi è molto pericoloso chiudersi in questa riserva non di deficienti, perché questa è una riserva di deficienti, perché poi finisci per impoverire, non solo economicamente e culturalmente, per impoverire anche da un punto di vista proprio delle persone, perché poi molti di noi dicono la vita è una, sai che ti dico, ce ne andiamo e viviamo all'estero. Arrivando, Guido, proviamo a parlare della partita. Che gol abbiamo preso? Che tipo di gol abbiamo preso? Abbiamo visto una squadra molto solida che ha un obiettivo e una squadra molto fragile che non ha un obiettivo. Prima cosa, perché è chiaro che puoi analizzare la singola partita, però sapete che io vedo tutto in chiave molto, non solo il calcio, collegata, la vita è collegata, no? Non puoi prendere una cosa singola, a meno che non ti vai a chiudere una grotta da solo e ti lasci morire. Cioè, ogni nostra azione ha un'influenza anche minima sugli altri,
E quindi tu ti puoi aspettare che una squadra che ha un sacco di problemi, figlia di una stagione che ha un sacco di problemi che sono stati accentuati da altri problemi, eccetera, eccetera, di colpo fa 10 partite di seguito. Io ve lo dicevo, ah sì, ma quelli dicono 10 finali. Sì. Abbiamo visto una squadra molto solida e compatta che non ha fatto neanche un calcio così aggressivo e avanzato. Abbiamo visto Atalanta molto più rognosi al San Paolo, pochissimi bravo, ma sbaglio, io questo dicevo prima che tu intervenissi, non è la prima volta che diciamo comunque il nostro avversario non ha fatto la migliore partita, quindi serve non solo della stagione ma anche, diciamo, la stessa squadra che ovviamente ha cambiato giocatori, esatto. Cioè, abbiamo visto situazioni molto più aggressive sulle caviglie dei nostri giocatori. C'è una sola sbavatura il primo tempo, c'era la munizione su Mario Rui, ma noi abbiamo visto molto di peggio dagli Atalante di Gasperini. Abbiamo preso un po' da polli un po' sfortunati, no? Perché lì è il classico mismatch del basket, c'è un giocatore più alto, uno più basso, riesce a fare ponte col Mario Rui, se avesse 20 centimetri di più non giocherebbe nel Napoli. Poi Meretti incerto sull'uscita, la stagione è un po' strana perché non si è capito che cosa volesse fare il giocatore dell'Atalanta, l'ha svirgolato, l'ha presa di stinco, di malleolo, è uscito sto passaggio al centro dell'area piccola, no? Dove Juan Gesso è andata correttamente a difendere la porta, è andato a richiudere, però a parte il gol in singolo abbiamo visto veramente il Napoli non ha più obiettivi. È Calzona che dice dobbiamo chiudere la stagione in modo dignitoso. E vi ricordo che insomma tutta la marea di colleghi siamo a 4 punti, ma in fondo siamo a 4 punti. È un bruttissimo segnale, bruttissimo segnale, perché quando io feci quei calcoli Valerio mi ha rimproverato dei 65 Guido, ma non li raggiungiamo, lo so che non li raggiungiamo. Abbiamo preso un gol per presunzione, ma è anche dato il fatto che Napoli vuole giocare sempre la palla, perché il secondo gol ce lo siamo fatti un po' da noi. Direi che lieve la spinta su Rachmani, ma io qui colpevolizzo la squadra perché hai visto che Pairetto ha lasciato correre molte spintarelle loro, mentre al contrario no, Osimhen si è preso pure una munizione, abbiamo preso un fallo su Touaré Anghissà che non è stato fischiato, quindi hai visto che tu devi capire com'è la partita, hai visto qual è il metro, no, di giudizio dell'arbitro, ti devi tarare, dice la partita così, soprattutto nell'area piccola deve essere un po' più duro in senso onesto, calcistico, non scorretto. E i primi 2 gol, uno è un po', perché non ditemi che quello è un passaggio, poi diventa un passaggio assist meraviglioso al centro dell'area piccola, dove tu anche se ti metti di spalle e sbagli il tiro, stai a 2,40 metri la porta è 7,32, è proprio matematicamente possibile non prendere. Secondo tempo un po' meglio, cambi un po' tardivi, perché io non voglio usare quell'espressione abbiamo perso 2 uomini, però abbiamo una squadra che ha obiettivi e un'altra squadra che non ha obiettivi. Ragazzi, io ve l'avevo detto, se noi dovessimo andare in Conference League, io sono contentissimo, cioè sono incavolato, ma sono contentissimo perché non perdiamo un anno di ranking, ma questa squadra non ci va neanche in Conference League. Non è pessimismo. Poi secondo tempo puoi valerti della sfortuna eccetera, però ripeto, il Napoli, io ve lo dissi anche dalla partita con la Juve, è arrivata tardi questa vittoria con una big, no? Ha tanti mali e non basta la tachipirina e l'aspirina per curarsi, tanti da tutti i punti di vista, e quindi tu hai una squadra che con tutto che è un allenatore in scadenza, no? Però è compatta. Oggi ha dato un'idea di compattezza anche tra le linee, nonostante non fosse così avanzata e non fosse né lunga né larga. Noi abbiamo visto squadre tatticamente più arcigne e concentrate. È stata una partita solida dell'Atalanta e noi ci siamo sciolti come neve al sole, tremendamente. Perché, ragazzi, non puoi chiedere a una squadra campione d'Italia che ha vinto per distacco di lottare per andare in Conference League. Non funziona così. Non funziona così. Allora recupero Valentino. I cognati di mio figlio hanno avuto un bambino in questi giorni, si chiama Romeo De Simone Koymans, cognomi di entrambi i giocatori. Lo benvenutiamo assolutamente, Valentino, che bello. Un abbraccione gigante a Romeo, tra l'altro Ciro Romeo, se mi ricorda. Vedi, questa cosa ha anche vicino.
ha anche un senso di praticità. Siccome mi rendo conto che il sabato è triste, è preludio di una domenica dove siete tristi, e a questo punto il mio ruolo di fratello maggiore non è solo di dire sciocchezze sul calcio, ma almeno di tirarvi sul morale. Per il codice italiano è vietato mettere a un figlio, questo lo ricordo dal diritto privato, il nome del padre, quindi io non posso avere il nome di mio padre o quello di mio nonno. In America no, quindi tu puoi avere il junior, eccetera. Un periodo, questo fu un periodo molto bello, quando mamma fece corsi sommelier. Noi avevamo una famiglia spagnola, noi per 9 anni abbiamo avuto di rimpettare delle famiglie spagnole, quindi puoi immaginare, insomma, oltre la gioia, lo scambio culturale. Poi la Spagna, insomma, ha grandi affinità con la cultura e anche la cucina e la lingua napoletana. E invece loro ce l'hanno, ma non hanno la possibilità di equivoco, e quindi Junior, perché è già automatico il doppio cognome, quindi è impossibile che tu ti possa confondere, perché se Valerio avesse il nome del padre, comunque sarebbe Valerio con il cognome del padre e della madre, automaticamente per diritto. E così tu non devi manco chiedere sei figlio chi. Ed è bellissima questa cosa qui. Io l'ho trovata, non è solo un fatto di parità di genere della donna, è un fatto molto pratico, perché tu inquadri molto meglio l'arbore genealogico e la provenienza di una persona della famiglia. Questo è frequentare culture diverse. Quindi che ci stiamo lavorando in Italia per altre ragioni, va benissimo, ma io non trovo niente di sbagliato avere il doppio cognome, dovrebbe essere una cosa normalissima. Non la trovo né una conquista culturale, no. Anche queste, parliamo di cose più importanti, abbiamo problemi ambientali, non problemi del cognome, ragazzi. Guido, a Mario penso rispondere io, tu poi integri se manco qualcosa, perché dice senza intenzione di polemica. Guido ha sempre detto che non si passa mai dal 7° al 1° posto in una stagione, perché al contrario invece è possibile, a quanto pare. Squadra ormai balneare, nessuna voglia. No, è una domanda, aspetta, è una domanda che mi sono chiesto anche io, perché io mi trovo ragionando in un certo modo e mi sono sorpreso anche io tantissimo, però tu ce l'hai spiegato, è l'effetto domino. Quando cominciano a cadere, si può cadere, ma a costruire ci vuole più tempo, devi stare là, metterlo per bene, metterlo in ordine, distanziato. L'effetto domino a cadere e me ne dimenticherò tantissimi. Poi considerate che non è solo un effetto domino, ma quasi logaritmo. Secondo me c'era stato un logorio della parte molto lunga finale della stagione. Ve lo segnerai in diretta, quindi molto adesso sono in imbarazzo, non voglio dire quanto sono bello per la voce, quindi ammetto. Lo fanno tutti, Guido, vai tranquillo. Però se uno ascoltasse gli analisti seri, non quelli che hanno leccato il culo e poi si autodefiniscono in un certo modo, e non dico chi, così non si capisce a chi mi riferisco, potresti correggere in diretta gli errori. Secondo aspetto è il tsunami, e questa è una cosa che vi dissi, era molto importante, del doppio cambio allenatore e direttore sportivo, e nelle modalità della separazione, perché uno può anche per fine contratto, si sente una certa, ho detto ormai ho dato tutto quello che potevo dare, metti che Gasperini l'Atalanta si separa, chi può dire nulla, è stato non so 7-8 anni, ha portato l'Atalanta più volte in Champions, ha valorizzato tanti giocatori, non è una separazione burrascosa contrattuale, separazione che ha messo in mezzo anche la nazionale Gravina, che non ci è venuta a dare il premio, squadra che doveva essere non rifondata, perché fortunatamente non doveva essere, ma rinnovata in alcuni elementi caldi. Ancora non abbiamo iniziato il campionato. Inizia il campionato e prima ancora di iniziare il campionato, questo poi l'ho ricostruito, Garcia è stato messo al muro. Lui può essere segnato, ognuno ha il suo carattere, perché poi lui inizia 2 partite, 2 vittorie, ma c'erano già i fucili spianati, già prima della conferenza a Caporimone, bravo. Lui aveva capito tutto, che questa squadra doveva cambiare modo di giocare. Veniamo alla partita di oggi. Non è che esiste un sistema di gioco perfetto, invincibile, eccetera, però anche Guardiola la sta cambiando nel corso degli anni e sta cambiando attitudine mentale e filosofica dei suoi sistemi di gioco. Ha preso un centravanti che non è Higuain, per dire, che controllava la palla, lo spazio, è Haaland, è un avvoltoio, no? E chi glielo doveva dire? E quindi anche Guardiola alla fine non è così integralista, no?
la sconfitta iniziale, inaspettata, tra l'altro prima della pausa delle nazionali, è stata molto dura da digerire, perché c'è stata una marea di polemiche e ha tolto molte certezze ai giocatori e non abbiamo ancora iniziato il campionato. Dobbiamo metterci situazioni di rinnovi contrattuali che poi abbiamo visto come sono andate a finire, perché poi la situazione di Zelinski, tu stai facendo un triplo regalo, uno, un giocatore a parametro zero all'Inter, che ti stai togliendo un giocatore per te cruciale nello scacchiere qualitativo del Napoli e anche quel poco che gioca, casomai pure lui ha tutte le ragioni per non rendere al meglio, e tre, perché comunque un Napoli meno forte, in una posizione più bassa di classifica, sarà un Napoli non solo meno ricco, ma un Napoli che verrà cannibalizzato, perché la Juve poi venisse a prendere Anguissà forte di una contrattazione, perché se i giocatori se ne vogliono andare poi se ne vanno, non ti darà 50 milioni, è capace che se ne va a 15 milioni e quindi tu stai svendendo. Vedete, e potrei continuare. Chiaramente ci sono stati tantissimi, pensiamo anche alla partita col Genoa all'andata, che errori arbitrali che potevano portare a qualche punto in più, che portavano a una maggiore serenità, a una maggiore forza, e potremmo continuare. Equivoci tattici, e un presidente, voi trovatemi una sola volta che Marotta spinge, dice parolacce, cose, cioè, Guido non lo so, piace a tutti quelli, non ci accide nessuno, però intanto Acerbi è stato assolto 0 giornate e Juan Jesus in Italia è condannato alla gogna, perché il calcio è esercizio del potere, ragazzi, punto, mettetevelo in testa, e lo dimostrano i fatti, cioè, quindi potremmo continuare all'infinito. E il Napoli non è una delle 3 corazzate, è una squadra, tra l'altro, anche molto isolata dal punto di vista dell'esercizio del potere, e questo l'ha confermata questa sentenza, molto grave, ma non la sentenza in sé per sé giuridica, per quanto Lavezzi fu condannato a 4 giornate di squalifica per un presunto sputo, che se l'ha fatto una cosa gravissima, ma non ci furono prove, sembrava, lui si gira, ma non c'era il fotogramma. Però prese 4 giornate, un Roma-Napoli prima della pausa di Natale. Come quando fu pure la storia di Sarri, che qualcuno ha messo in mezzo per fare il paragone. Sarri prese 2 giornate. Le ha prese però. E le ha prese. Le ha prese. E quindi si passa, sì, ci sono tantissime cose, innanzitutto di campo, di rinnovi, le altre squadre nel frattempo, e questo è l'errore di chi pensava di andare in Champions League. Vabbè, tu mettiamo che fai questo filotto, ma le altre squadre che devono dire, ci andiamo a vedere su tante puntate di Simpson che non giochiamo più a pallone, perché poi a un certo punto si devono incontrare, non è che possono fare tutte 0 punti, andate a vedere, la Roma le perde tutte, a un certo punto c'è Roma-Atalanta, e chi dei due no, allora qua mi conviene che questa perde, ragazzi, cerchiamo di fare seri. Dico a Giuseppe che dice: volesse Dio che la Juve si prenda anche sa, sbaglia tutti i passaggi, non ho visto un contrasto. Amico mio, scommettiamo la presenza sul canale, cioè entri e fai tu la trasmissione al posto mio, che se Anghissà va alla Juve diventa il centrocampista più dominante del campionato, e rivediamo quell'Anghissà che fu dominante proprio contro la Juve appena arrivò. Tu lo porti in braccio. Questa cosa del portarlo in braccio non ci siamo imparati, non abbiamo voluto imparare, che è chiaro, sono il primo incazzatissimo con Anghissà che non sta performando, ma il portare in braccio significa semplicemente indebolirti tu e far crescere gli altri, perché se lo prendono sapranno come rivalutarlo, secondo me. Quindi attenzione a portare in braccio. 2 cose su questa frase che è profondamente sbagliata, secondo me, dal mio sbagliato punto di vista. Il primo, innanzitutto, anche se hai preso 15 milioni devi investire. Vedi quest'anno la difficoltà del Napoli, a detta di De Laurentiis. Chi l'hanno portato in braccio? Quindi tu c'hai 15 milioni. Secondo, se un Napoli campione d'Italia che ha vinto per distacco, ce lo dobbiamo ricordare, è stato talmente attrattivo da dover piegare su Nathan, Caiuste e il talento che 3 allenatori fanno schierare Popoli. Penso a un Napoli che arriva a 40 punti dall'Inter, perché se l'Inter non si ferma, il Napoli a questo punto i 30 già ce li ha, arriva a 40 punti dall'Inter. Cioè noi dobbiamo sperare che l'Inter noi facciamo... È un ottimo girone, 40 punti. Sì, è pericoloso, perché sei più vicino a sotto che a sopra. Ma
togliendo questi piccoli inerzi, nel senso che tu dici ho 15 milioni, mi compro un giocatore che vuole venire a Napoli, è forte, è motivato, si inserisce subito nei meccanismi del calcio italiano e dimostra insomma di essere un nuovo Kvara della difesa del centrocampo. Tanti sì. Io mi concentrerei più su degli interrogativi e cercare di capire e porre perché questo giocatore sta rendendo meno, visto che noi abbiamo visto che non è un pollo. Cioè, se un giocatore non lo abbiamo visto, non possiamo sapere se sarà bravo e forte, ma se dei giocatori sono forti, con dei loro difetti, limiti, ma hanno dei pregi inequivocabili perché li abbiamo visti, no? I pregi, ha avuto degli infortuni, condizione atletica che è cambiata, il caso di Anghissà, quanto poi aver finito la Coppa d'Africa, motivazioni, litigi in campo, questioni personali, tanti sì. Piuttosto di questa frase, Jorginho, tutti quelli che dicevano accompagniamo all'aeroporto, Jorginho ha vinto Coppa dei Campioni, Coppa UEFA, Supercoppa Europea, Campionato del Mondo, così via, gioca nell'Arsenal che sta facendo un grande campionato. Io penso, sai quanto se ne frega di quei pennivendo, di quelli che ti accompagniamo noi all'aeroporto, eccetera. È molto più interessante cercare di innanzitutto porsi questa domanda, perché il sistema di gioco quest'anno lo ha penalizzato, oppure gli avversari tanti invece lo accompagnano, 15 milioni, siamo contenti. Quanti giocatori abbiamo bocciato, ho detto meglio che se ne va, non è da Napoli, meno male che abbiamo vinto lo scudetto con Spalletti e Giuntoli, se no staremmo ancora qua, non è da Napoli. Mi sembra un'analisi troppo non solo superficiale, ma di nuovo che ti fai male e ti dai la zappa sui piedi. A me interessa capire le cose e in più sono preoccupato perché io non vedo una squadra così Conte sta facendo proprio la fila, è contentissimo, ha preso 5 palazzi a Posillipo Conte. La figlia già si è trasferita a scuola, mamma mia che tristezza la gente che segue queste cose. Poi verrà, ma ci divertiamo siamo dovuto dare retta, non so quanti, ancora Mancini in realtà il sarto napoletano, perché essendo un uomo che ci tiene molto, vi dico questa cosa qua, è un uomo che ci tiene moltissimo ai capi di abbigliamento, un po', come posso dire, non voglio dire vanitoso, cioè, ci tiene, arbitra l'eleganza, c'è stato un periodo, poi non so se ne ha più di uno di sarti, però uno dei suoi sarti di riferimento è la sartoria napoletana, è uno dei punti di diamante del tessuto tessile italiano, detto, continua ad esserlo, quindi in realtà una persona, siccome non esiste in calcio, può essere una zia, il dentista Capello, ha continuato ad avere il suo dentista a Roma, pure se stava a Madrid, e tu hai un rapporto fiduciario con un sarto come un dentista, eccetera. Però la gente pensa che esista solo il calcio, no? Puoi avere pure, io non voglio abbassarmi con De Laurentiis, l'amante, la cosa, uno zio che sta male, sei andato a trovarlo, cioè, ragazzi, la vita non è fatta solo di calcio. Torino in vantaggio, Sanabria, quindi il Torino è a -1 da noi, perché il discorso, che lo so che non viene accettato da nessuno sulla Conference League, Nicola si chiede, e ringrazio, se abbiamo una media per la Conference League. Guido, la Conference, se arriva il quinto posto utile per la Champions, diventa il settimo posto? Sì, il settimo posto. Quindi il sesto va in Europa League, la Conference il settimo. No, ma io non ci credo, non perché non la voglio, perché la voglio con tutte le mie forze, perché ragazzi, prendere 0 punti l'anno prossimo di ranking, ma non potete immaginare il danno che poi significa. Vabbè, perché tu guardi in avanti col ranking e c'hai ragione, perché ce l'ha insegnato. Io egoisticamente dico, io il giovedì, mezza settimana, ho bisogno di una partita, altrimenti il Napoli dall'America sparisce. Non allora ci ti dico un'altra cosa più importante. Togli Guido e Valerio, Guido che guarda avanti, Valerio che è più bravo di Guido, e tra l'altro c'ha pure lui la sua vita come già De Laurentiis ha una sua idea che dovremmo capire, perché a volte non la capisco. Io accetto che lui abbia una filosofia di vita aziendale, eccetera. Alla fine non giocano tutti, dei giocatori giocano pochissimi, eccetera. Con un Napoli che fa solo il campionato non ha bisogno di una rosa così competitiva di 25. Noi abbiamo vinto lo scudetto perché come terza punta avevamo Simeone, ha fatto gol pesantissimi. Allora cominciate a vederla calcisticamente, che intanto tu non ti concedi il lusso di avere Simeone terzo. Senza Conference League le 2 punte sono Raspadori e Simeone.
Impoverisci la rosa, impoverisci la Eh. rosa, lo so, il grande Paolo Del Genio ha detto, lo citiamo perché è un giornalista stimabile, preciso, ci mette la passione, il tempo, la competenza, il cuore, eccetera. Anche lui può sbagliare. Io vi dico che se Napoli quest'anno, l'anno prossimo, non dico vince, ha detto il favorito del campionato, io vi dico Sì, sì, l'ha detto tempo fa, già non lo dice più, fu un momento. perché essendo un competente intelligenza pure lui certo. avrà visto. Ok, Sì. no, ma non era una critica a Paolo Del Ma Genio. Sto dicendo che è assolutamente, ovvio che Paolo Del Genio è molto seguito e ha un peso specifico, una credibilità, un'influenza seria, eccetera. Già che non lo dice più mi preoccupa, nel senso che è venuto a noi. Certo. Significa che il Napoli farà una rosa che deve mantenere anche un budget che prende meno soldi, eccetera. E quella rosa, è chiaro, tu puoi beccare tutti Kvara, tutti ventenni pagati a poco, ma speriamo. Intanto quest'anno non l'abbiamo fatto. Non è che è finito il mondo, è finito il calcio, ma intanto devi fare una campagna acquisti perfetta, non ne devi sbagliare uno. Certo. E questi si devono integrare perfettamente, avere una fame, cioè, però non avrai una rosa, avrai una rosa veramente titolarissimi e il resto del mondo con grande differenza, con anche il resto del mondo, avrai 3 fasce. Questo non depone bene per essere fortemente competitivi e tornare in alto. Poi può darsi che pure il campionato del mondo del club da un lato ti dà molti soldi e da un lato ti porta molti infortuni. Non auguro a nessuno come male, cioè, perché non si è mai È verificato. sicuramente una novità da tenere presente, no? Io non Come ho fu una serie anomalo. statistica per potermi legare, è successo Esatto. prima questo, ecco. Quindi non lo sicuramente però da un punto di vista economico, mediatico, di sponsor, io non credo che Zelinski sta piangendo, l'anno prossimo povero me sto andando a fare la Champions, il campionato del mondo per club, proverò a rivincere lo scudetto, povero me, né tappino, sono un povero disgraziato. E gli sponsor hanno detto no, non vogliamo sponsorizzare l'Inter perché qualcuno dirà Guido c'ha un sacco di debiti, chiedete a Gravina. Evidentemente non è strategico per il campionato italiano che le società accumulino debiti. Lo so che le grandi 3, 4, 5 società lo sappiamo benissimo, facciamo delle lezioni, delle conversazioni con Valerio a parte, con grafici, lì poi esagerai. Lo so, però vincono. Quindi significa che non è una discriminante penalizzante avere 3, 4, 5, 700. Mi ha mandato un messaggio, non so se sia vero, non che stia contestando l'ottimo Tore Farang, perché non ho seguito alla fine, ma pare che ormai il budget per il rinnovamento del Bernabeu sia arrivato a 1,7 miliardi, 1.700 milioni di euro, doveva essere 400, quando lui andò a chiedere 100 milioni in più per 500, cioè tu pensa se uno non so quando finiranno di pagare, però il Real Madrid è credibile a questo finanziamento e tra l'altro non lo sta costruendo nuovo, cioè ne costruisci veramente 2 in Inghilterra modernissimi, c'è una spesa enorme, però il Real Madrid, quindi io non darei peso a chi dice il Napoli c'ha i soldi, la Juve non c'ha soldi, non c'è soldi. Però non è stata questa la discriminanza che ci ha fatto vincere questi 20 anni, 20 scudetti a loro niente, ne hanno fatti vincere 9 e l'Inter che si è incominciato a indebitare, metodo Juve Marotta, l'anno di Lukaku, no? E poi Conte se n'è andato. Il premio scudetto, dovete rinunciare al premio scudetto, però quello scudetto sta nell'almanacco. Quest'anno lo scudetto ci sarà sull'almanacco, che l'Inter ha una marea di debiti. Eticamente sbagliato, sportivamente non è giusto che competano situazioni così preatalmente differenti anche insomma dell'indebitamento, però si vede che ai nostri vertici non solo non interessano, ma addirittura dobbiamo abbracciare Acerbi. Sarebbe stato un gesto che tu rimanessi super partes, visto che non sei rimasto super partes, dice io adesso me li abbraccio tutti e due, li porto a cena, me li metto uno a destra e a sinistra, basta, pace fatta lì. Il semplice fatto che hai detto io mi abbraccerò Acerbi, a parte che è una caduta di stile e tu sei un presidente non dell'Inter, super partes, è il calcio esercizio del potere. E così, quando Report fece la puntata, lui disse, ma si sta esagerando. Quindi questo fatto dei soldi è da valutare bene. Che il Napoli ha avuto nel corso degli anni questa gestione De Laurentiis, ormai ventennale, una gestione totalmente diversa dal metodo italiano, benissimo, ci fa onore, anche quando il Napoli è andato sotto nel bilancio, non per volontà o per dolo, perché le annate sportive possono essere storte e De Laurentiis subito sta correndo ai ripari con abbassamento del monte ingaggio, benissimo,
però non è quella la strada per vincere nel campionato italiano. Non lo dico io, lo dicono svariati anni, quindi io sono un po' più prudente e preoccupato. Chiudo, no? Quando mi faceste questa domanda, me la ricordo, Guido, possiamo aprire il ciclo? Io dissi potenzialmente sì, perché abbiamo questo, ma partiamo subito dal vertice. De Laurentiis ha non solo le energie, la lucidità, eccetera. B, non possiamo permetterci di cambiare nella stessa stagione direttore sportivo e allenatore. Poi vediamo la rosa, che hanno elementi giovani, quelli là. Ecco, ritorniamo alla prima domanda. Non solo le energie nel corso degli anni purtroppo non è cattiveria, tendono, se no un novantenne andrebbe a fare le Olimpiadi con i ventenni, no? Ma la lucidità, quello che mi preoccupa, De Laurentiis sta perdendo un po' la lucidità. Lui può fare tutte le scelte che vuole, possono essere anche diverse da quello che vorrebbe qualcuno o la folla, però erano frutto di una filosofia abbastanza lucida, ripeto, condivisibile o meno. Adesso lo trovo contraddittorio con se stesso. Questo mi preoccupa, perché lui ha detto una cosa in una delle sue interviste che è verissima, io che insomma un po' lo studio il cinema. Uno dei primi modi per buttare i soldi nel cinema è non avere le idee chiare. Aver fatto la palestra, cioè ti fa vedere come controllare i budget piuttosto che andare a tentativi, perché ogni giorno è un tassametro che scorre nel cinema, che soldi che butti, no? Ma questo vale anche del calcio. Quest'anno è una stagione dove casomai bilancio positivo perché è frutto delle altre stagioni, ma adesso dobbiamo vedere l'anno prossimo degli investimenti dei giocatori, quanto si sono deprezzati quelli che abbiamo comprato. Cioè, tu hai dei rinnovi di alcuni giocatori, parliamo di cose serie, che sono invendibili, perché Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, Inter, Juventus, Roma e Milan, cioè non se li prendono perché si prendono i giocatori più forti, più giovani con là. Squadre dal Napoli in giù non se li prendono perché non si possono permettere quegli ingaggi, ed è un problema. L'unica è l'Arabia che decidono di prendersi. Ma non è automatico che vadano lì. Assolutamente. Rispondo al volo a Luca perché mi ha letto nel pensiero senza aver visto, perché la reaction la posto domani o post live. Che ne pensi della scelta della foto sul maxi schermo durante il minuto di silenzio? Per me è stata una caduta di stile, bisognava rendere omaggio a Barone e non alla loro amicizia. Sei molto corretto a dire alla loro amicizia, perché si vede Barone con De Laurentiis. Io sono stato più duro in reaction e lo vedrete quando la posterò, perché mi è sembrata ancora una volta foto, stiamo omaggiando Joe Barone, De Laurentiis in prima vista con la fotografia, l'ho trovato veramente di cattivo gusto. Poi allora, ditemi che sono sciacallo, ma sono d'accordo. No, vi voglio far sorridere, spero, almeno ci provo. Registro la puntata, perché è una cosa che dovrò tagliare invece, quella su il cinema straniero, e Nico mi racconta un aneddoto tremendo su un cinema per adulti, eccetera. Dico, si è divertito tantissimo, mi fa piacere, anche perché ha qualche acciacco in questo momento, e mi fermo qui perché quindi già aver ricevuto la sua telefonata, come mi sono trovato bene, facciamo. E io gli ho raccontato un aneddoto che vi cito, perché io ho pochissime foto con quasi nessuno, perché innanzitutto sono molto timido, mi dà fastidio, uno pensa di disturbare, soprattutto se vedi dei giocatori al ristorante, quindi, ma si contano sulle una o due dita. Adesso va molto di moda, nello spettacolo di Checco Zalone, io lo vidi all'Arena di Verona, ovviamente, perché ero lì, non solo la vittoria scudetto. Zalone ha detto non si fanno foto, anche perché col cacchio che poi le mettete quando siamo morti, ha detto, perché adesso c'è questa cosa che muore Pinco Pallino e qualunque personaggio, anche una persona della strada, mette la foto che lui fuori dal teatro si è fatto fare lo trovo di cattivo gusto. Allora io ti racconto questo aneddoto perché forse è l'unica cosa che taglierò, in modo tale che se la taglio invece ve la racconto, sperando, ripeto, di tirarvi sul morale. Era il 96, era la mostra del cinema di Venezia, e sapete che non si può entrare al film manco iniziato un minuto, quindi nessuno può entrare, manco nessuno. Era 3/4 di questo film strano, io stavo su e vedo proprio le luci come se fosse aperta una tenda, che cacchio può essere entrato? E a fianco a me si siede qualcuno, io continuo a vedere il film, mi giro, Roman Polanski.
96, io sono del 73, avevo 23 anni. Finisce il film, io chiedo se potevo parlare col maestro, lui si mette a parlare, io gli chiedo di aspettare molto educatamente, poi si gira Polaschi e lui stava parlando niente di meno che con Morricone. Cioè io avevo 5 centimetri Polaschi e Morricone, io non li volevo disturbare, poi lui viene, parliamo e parliamo vicino, ho incontrato 3 volte Polaschi. Fu l'unica volta, una delle pochissime volte, che chiesi di fare una foto con qualcuno, siamo nel 1996, a una persona che stava lì e diceva mi fa questa foto. Cioè, ovviamente tutte foto 96 in pellicola. Quando poi tornai a casa, sviluppai le foto, questa foto io sono venuto dal mento in giù. L'unica foto che ho con Roman Polanski che sono dal mento in giù, puoi immaginare la delusione mortale. Che miseria. Vabbè, c'è una differenza di altezza, Polanski non è altissimo, io sono 89, cioè, però sì, è un aneddoto personale per svicolare. Il fatto che lo facciano tutti, anche le persone comuni, lì, non è né giusto né sbagliato, cioè non è che sana già, siccome lo fanno tutti. Io però è solo la mia opinione, sono con l'amico Bellini e con Valerio, ma è il mio modo di vivere, insomma, un po' riservato. Sembra, è successo per Maradona, non l'abbiamo visto, no? Ho detto, ma è Maradona, è morto Maradona, io non so nessuno, cioè Maradona che deve omaggiare, non te che ti sei fatto, che l'hai visto un secondo, lui è stato cartese, ti fai lo abbracci, sembra che il grande amico, cioè, a parte tutti i grandi amici, però ripeto, è vero, no, c'ha ragione lui, lo fanno soggesti circostanti, nel senso che è un andazzo, fai bene a dire tu Guido, è un andazzo generale, cioè sì, generale. Twitter tutti, anche la persona comune mette per concludere, non mi stupisco, non mi scandalizzo, non criminalizzo, non colpevolizzo, perché tecnicamente non c'è niente, non solo moralmente sbagliato, che l'avevo notato anche io. Per la mia timidezza io non lo farei, e in più, sempre per il mio punto di vista, non ha senso, non sono io il protagonista, sembra sempre un atto di vanità, che intanto stai bilanciando un po' e un po', no, anzi dovresti far da parte e mettere la persona che in quel momento vuoi veramente omaggiare, però è solo... Di nuovo, l'ho notato e l'ho risposto. Hiram dice: piccole considerazioni personali, abbiamo meritato di perdere nel primo tempo inguardabile, meglio il secondo. Meret migliore in campo, menzione speciale per Zielinski, Ngong e Simeone devono giocare di più. Guido, al di là del primo gol, dove secondo me Meret è responsabile, perché lì vai, cioè prenditi un fallo, fai valere il fatto che puoi alzare le mani, poi dopo fa un paio di parate di uscita bassa con grande coraggio, sembrava Ospina, cioè sembrava il coraggio di Ospina in un paio di volte, quindi sì, la considerazione da sportivo onesto, meritavamo di perdere, l'Atalanta ha vinto meritatamente, certo non ci fa minimamente piacere, sia chiaro, come sia qualcuno, però è vero, cioè, nello sport tu devi accettare, anche noi abbiamo accettato risultati ingiusti da napoletani, figurati quelli giusti, è vero. Sul Meret è vero anche quello, ha fatto 2 uscite e mezzo, perché ce n'è stata anche un'altra che tempestive, coraggiose ed efficaci, così noi analizziamo i singoli elementi, non siamo ideologici, lo dobbiamo difendere predestinato, dobbiamo accusare da Serie C, patentini, eccetera. E lì c'è stata un'incertezza. Allora ti voglio citare un episodio che disse Shackford, che è stato il pivot di Caserta quando vinse lo scudetto, con tutto che aveva Gentile e Esposito, e era il trionfatore probabilmente lo fanno tutti grandi, attenzione, però io ebbi modo di chiacchierarci, perché essendo molto tifoso, andavo a vedere le partite, che lui ragionava in termini pessimistici, nel senso che i tiri di Esposito Gentili non sarebbero entrati, sarebbero andati sul ferro, e quindi lui aveva quel centesimo di secondo in anticipo, perché lì per saltare era molto alto, ebano puro, tutto quello che vuoi, però devi ragionare in termini che se tu lo guardi, vedi non è entrato e poi reagisci. Quindi come la ribattuta di Raspadori sul rigore di Osimhen. Esattamente, bravo. Quindi secondo me, andando all'episodio,
secondo me ha influito un pochettino anche il fatto che si aspettavano che chiamassero Fondo. Si sono fermati, e invece tu devi ragionare come un cannibale, fai l'azione, la concludi, poi ha chiamato fallo, poi va a protestare. Potrebbe, di nuovo, non ne abbiamo, dovremmo chiedere a lui questa certezza, ma quelle piccole incertezze un po' di tutti, su quello là, vedete, si basano su centesimi di secondo, no? E poi c'è anche da fare che quello ha fatto alla fine è un liscionzolo da mai dire gol, no? Probabilmente è talmente liscio, credo col malleolo della caviglia, e diventa quell'assist, però è quell'incertezza, non solo quella, che ci è costata cara, no? Il timore però, Valerio, sai qual è, per come si è sviluppata la partita, la solidarietà dell'Atalanta? Ok, non prendevamo il 2-0, cioè, però l'Atalanta ha dato più dimostrazione di essere pericolosa rispetto a noi. Vero, abbiamo preso quei 2 pali, però abbiamo preso pali, quelle azioni che sono sempre state frutto di giocate estemporanee sul talento di singoli, perché non dimentichiamo che comunque potenzialmente questa squadra il talento ce l'ha. La domanda è perché è ridotto così poco? Certo. Noi non li stiamo né fischiando né strappiamo testierini, non è da Napoli, il talento c'è, abbiamo visto fare cose molto belle l'anno scorso, però si vede a sprazzi e soprattutto è poco incisivo il Napoli. Sì, non guardiamo solo i freddini, il Napoli ha tirato il doppio delle occasioni. Se uno legge lo scouting, com'è possibile 0-3? Però se uno lo legge e vede la partita, poi si va a rileggere i nuovi numeri ancora più raffinati, capisce ancora meglio. Ho detto, noi non abbiamo dato l'impressione nel corso dei 96 minuti di essere costantemente pericolosi. Sembravamo un agnello sacrificale. Prima o poi ci faranno male, ce l'hanno fatto. Credi possibile? L'ha detto il nostro allenatore nella conferenza, allenatore, che altro elemento, ricollegando, poi ti faccio leggere, scusa, la collego Guido, come si passa dal primo al settimo, bravissima persona, preparata, tutto quello che vuole, però dobbiamo mettere anche gli elementi non negativi, che portano delle difficoltà. Limiti. No, certo. un allenatore che in un periodo cruciale, prima di una partita cruciale, se ne va. Non per colpa sua, nel senso, perché abbiamo l'allenatore condotto, non so, ma preparato tutto, ma tutto lo staff. Attenzione, ma sia quelli che strumenti, non lo stiamo colpevolizzando, però è una situazione che chiaramente non può portare benefici. Ma partivano in 14, ok, però è l'unico caso in Serie A. Abbiamo visto che bene, non puoi allenare a distanza, ci sono anche Guido, è plausibile che in queste ultime partite, queste ultime finali, cioè vedere un pochino questi giocatori che abbiamo visto di meno, cioè Lindstrom da titolare, Ngong, non credo Simeone, perché Simeone è più fuori che dentro, ma almeno quelli che devi valutare. Valerio, tu non puoi immaginare, se posta in maniera onesta, e adesso analizziamo quanto intelligente e infima questa domanda. E ti spiego subito, per una volta breve. Dipende dalla filosofia aziendale calcistica di De Laurentiis. La tua domanda è onesta, infima, se uno vuole essere, chiaramente c'è un rapporto di stima, amicizia e educazione tra Valerio e me, e quindi io posso anche scherzare con le parole. Certo. Renditi conto, chi sarà il prossimo allenatore? Ci sono delle idee chiare su come giocherà, chi rimane, perché è chiaro che se tu le porti, che dobbiamo solo completare in maniera dignitosa il campionato, non solo ti anticipo, non lo completi in maniera dignitosa, ma lo sprechi l'opportunità per costruire un minimo di basi per l'anno prossimo, o anche per capire certe cose. Quindi queste partite, che saranno molto dolorose, anticipiamolo, però dovrebbero essere fruttuose, cioè noi dobbiamo mettere a frutto. E invece così, se tu non hai le idee chiare, e solo la società le può avere, e diventano un supplizio. Invece devono essere importantissime. Nelle ultime 8 partite, con tutto che l'Inter era lontano per distacco dal campionato, ha fatto 7 vittorie e una sconfitta a Napoli, schierando 11 o 10 riserve. Cioè. E lì ha incominciato a porre le basi per l'anno dopo. Non dico che noi poniamo le basi per lo scorso, no. Però sono molto importanti. Se diventano la coda triste e mesta di questa stagione,
diventano addirittura la zavorra per iniziare male la prossima stagione, quindi devono essere importantissime queste due. Lo so, non ci porteranno in Champions, scordatelo, speriamo in Conference League, speriamo, ma a parte questo, la qualificazione in Europa devono essere importantissime, ma io non vedo per ora, o quantomeno non la sto capendo la strategia, se non quella di abbassare il monte ingaggio, e lo abbasserai perché se ne andranno via un sacco di persone, no? Se arrivano le offerte, Meret rimane? Allora, andiamo sul classico. Meret No. rimane? Allora non ha senso. No, ho capito quello che... Però devono arrivare delle offerte, perché Meret non avrà un grande ingaggio, ma No. chi se lo prende? Cioè, chi punta su Meret per essere il portiere titolare? Non so, potrebbe andare, non so nemmeno se è una Fiorentina, perché veramente il Napoli è condannato ad avere italiano, altro che... No, perché diceva una polemica, ci portava una frase, un virgolettato di Massimiliano Gallo: Gasperini sarebbe meglio di Italiano, la difesa a 3 qui purtroppo è considerata una bestemmia, danni del sarrismo. Massimiliano Gallo, io l'ho conosciuto una volta a una presentazione del libro Lubic a Napoli, qui lui non si ricorda, poi io sono molto strategico, è un uomo estremamente colto, molto, insolitamente colto per il giornalismo sportivo, molto intelligente, un po' troppo ideologico per i miei gusti, ma colto intelligente, ed è la migliore espressione della napoletanità, che invece, ovvero quella che vuole combattere non solo gli stereotipi, ma quegli elementi negativi che poi hanno portato al ribasso la cittadinanza. Quindi, premesso questo, però a volte delle sue analisi, figlie di una sua ideologia, sono non dico sbagliate, condizionate. Io in questo, per esempio, non riesco a farmi condizionare da ideologie politiche, cose sul calcio, resto più freddo. Quindi è una penna molto autorevole, è il mio modesto parere. E su questa cosa ha ragione. Su questa stagione, a parte delle sbavature, togliendo me da mezzo, se no parlo di me stesso, l'unica persona che mi fa sentire meno solo è Max Calvo. Cioè lui dall'inizio non è stato convinto di nulla, ma veramente, non quelli che ha detto io l'avevo detto, e adesso non deve fare il salto della quaglia. Lui tra l'altro la sta vedendo proprio come me, è preoccupato perché va alla fonte, cioè come sta De Laurentiis, secondo lui si è esposto, secondo lui è iniziato il declino di De Laurentiis. Io non posso avere questa certezza, però non posso dire che sta sbagliando su questa analisi. Questa è la mia idea. Poi ovviamente una certa tipo di napoletanità sta sulle scatole, però è anche quella piagnona che non fa fare i salti in avanti alla città. La città ha tantissime, lo sappiamo, oltre che qualità e eccellenze, e sono le mediocrità che invece te la zavorrano, non sono questi tipi di personaggi. Questa è la mia opinione. Pensa un po', Enzo ci dice italiano a Napoli, io al suo posto non ci verrei, cioè quasi che poi era una delle idee secondo me tra le più plausibili. Addirittura qualcuno dice può essere pure che lui non vuole venire dopo un anno, scappa anche lui, che anche italiano avrà una sua idea di carriera, cioè avrà un programma, no? E venire a Napoli ti puoi bruciare. Togli l'episodio di R, che non possiamo pronunciare. Speriamo che sia solo quello, altre cose, ma poi certe cose nel calcio si scoprono dopo e anche con molta precisione. Però possiamo mettere un punto interrogativo che ci porta a essere preoccupati su certe cose. Mi spiego. La nomina di Spalletti in nazionale, figuriamoci, legittimo coronamento di una carriera importante dopo un anno trionfale con un Napoli spettacolare, ok, però è accompagnata da tanti veleni per mesi, è una causa promessa, sbandierata, che forse non c'è, accompagnata da tutta una serie di tappe, di puntini, perché con tanto Gravina non gli andò a dare il premio, e poi Gravina adesso si è richiamato. A questo punto non è personale sulla squadra, che se ne dicano, Modici stai facendo un piano, no. Vediamo quanti punti fa. Cioè, quest'anno il Napoli ha fatto tutto quello che ha sbagliato, però sicuramente sia in campo che fuori dal campo è stato massacrato. Certo. E non è che per quello che è stato massacrato.
e tu devi avere un allenatore o che è un folle come è stato Garcia o che è talmente forte, ma forte parlo da Mourinho in su, cioè Sir Alex Ferguson giovane, per dire queste cose qua, che viene a combattere con Melbourne, perché sa che saremo presi a schiaffi. Figurati, un Napoli campione d'Italia che aveva vinto per distacco, preso a schiaffi così, figurati un Napoli che termina a 59 punti il campionato, cioè, è dura. Io tutta questa fila non la vedo, vedremo. Italiano, sai, non vedono l'ora di sbarazzarsela alla Fiorentina. Lui, comunque, il Napoli non è proprio una società ragazzi, ha fatto bene fino all'anno scorso, ci può stare, non è proprio un disastro andare come idea di carriera. Come i casini dove ti va a mettere, sì, perché io la storia dice tanto peggio non puoi fare, perché? Cioè, dov'è la regola chi te l'ha detto? Beh. Perché? Cioè, io non auspico, però vorrei capire perché. Siccome hai fatto 59 punti, ne fai sicuro 75, non ne fai 57, perché? Vediamo. Guido, ascoltiamo un vocale di Fabio. Caro Guido, la stagione è lunga, abbiamo vinto per distacco, quanti scemi sono? Una domanda, tolto l'anno di Sarri dei famosi 91 punti, 15 anni in Europa consecutivi, mi dici quale anno davvero si è stati competitivi? Perché non ricordo. Io stavo vedendo dei dati che non ti ho voluto mandare perché che mi preoccupano molto. Di tutte le stagioni in Serie A del Napoli stiamo a ridosso, di nuovo, ogni tanto te li mandavo, del peggior anno come realizzazione di tutta la stagione, in attacco, manca poco, e il peggiore anche in difesa, come gol segnati e gol subiti. Il peggiore anno in difesa fu quello di Benitez e il peggiore anno è il secondo, insomma, in Serie A, cioè, ed è molto preoccupante perché la gente vede il campionato, l'Atalanta, cioè non vede il quadro d'insieme, però esistono tante competizioni, è chiaro. E avere dati così scadenti è brutto perché se noi stiamo prendendo gli anni peggiori, chiaramente non è il metodo Guido quello degli altri, prendo la partita migliore, quella è il mio metodo di giudizio della stagione del Napoli. No, intanto è tutta la stagione, 41 partite fino adesso. Stiamo segnando poco e stiamo prendendo tanti gol, un brutto segnale. La risposta a Fabio, noi veramente quando abbiamo lottato per lo scudetto l'anno scorso, che ne dicano, perché poi certe situazioni ci hanno illuso e tra l'altro il presidente non li vuole vincere perché sbandierava, ma secondo me poi competitivi no, il Napoli è stato la seconda realtà in Italia più o meno in corso di questi lunghi anni, sì, però una seconda realtà che non rompeva le scatole, è diverso, e soprattutto una seconda realtà che a parte la semifinale che non interessava a nessuno, colleghi e tifosi inizialmente, il presidente della Lentis, a parte la semifinale con Scellegata, con Dnipro, in Europa noi non è che abbiamo fatto tutti questi sfacelli, che una volta ti sei qualificato ai quarti Champions League in 20 anni è un po' poco, però certo. Siamo stati una realtà molto solida che ha spesso un buon calcio, che ha avuto anche delle stelle che probabilmente se fossero andati prima via avrebbero realizzato meglio, però secondo me un solo anno abbiamo veramente potuto vincere lo scudetto, è quello che l'abbiamo vinto. Altri anni è mancato sempre qualcosa a partire dalla società. Secondo me l'anno più vicino in cui il Napoli poteva vincere lo scudetto con Sarri era il primo. L'anno dove ha giocato meglio con Sarri fu il secondo, quello che ha i numeri migliori in tutto, non solo in gol, e il terzo, il primo perché c'erano tante situazioni che si erano venute a incastrare e secondo me sotto Sarri, per quanto sia onesto eccetera, serio, l'aveva capito e più volte, voi non ve lo ricordate, mandò in TV e disse questa frase: voglio capire, visto che gli obiettivi sono cambiati, se gli obiettivi sono cambiati anche per la società o sono quelli che ci siamo detti. De Laurentiis andò un mese in vacanza ai Caraibi e lo lasciò solo. Zazza doveva prendere, era diverso il regolamento, almeno 3 giornate ridotte a 2. Allegri andò a sbottare perché c'era Allegri, allenatore della Juve, in conferenza stampa perché era incavolatissimo, era senza attaccanti, lui aveva fatto quell'entrata a killer che rischia di spezzare la gamba la versione, entrò Marò l'unica volta, disse: sì, ci penso io,
a me si ghiacciò il sangue nelle vene. Zaza una sola partita e segnò il gol vittoria con disqualifica. Cosa significa avere una società presente, solida, influente, credibile? E no. Guido, aiutami a capire, perché Daniele dice: sono abbastanza sicuro che la conference si può ottenere anche con l'8º posto se la quinta va in Champions per ranking UEFA, e si aggiunge Massimo 5 Champions, 2 in UEFA, 2 in Europa League e 1 in Conference. Non ho una capito per la Coppa Italia e una per il campionato. Quindi una che vince, non ho capito, cioè chi vince la Coppa Italia va in Europa League e più una che però va al sesto. Questo di nuovo state inciampando nel quella cosa, siamo solo a lo so, ma infatti Massimo dice: ma siamo al ridicolo. Sì, nel senso, intanto non riusciamo a vincere una partita di seguito, che non so, una frase che non esiste, cioè stupidaggine italiana, estremizzo per dire veramente stiamo, non le 3 che diceva Garcia, qua anche Calzona non è che 3 partite di seguito, non ne ha vinte 2, sì, se sommiamo quella col Sassuolo recuperata, eccetera. Quindi figurati, cioè io vorrei vedere se per 3 vittorie di seguito, poi cominciare a fare un po' di calcoli, ma la situazione è grave, ragazzi, se non ne mancano 8, fra un po' ne mancheranno talmente poche, che tu dici l'Atalanta le deve perdere tutte, ok, le perde tutte, ma in queste tutte, si incontra pure una volta con la Lazio, come siamo messi male. È chiaro, giusta l'aggiunta di Daniele, dice quello che se vinci la Coppa Italia e sei già qualificata tramite campionato non si aggiunge però in Coppa Italia sono rimasti Juventus che è secondo e terzo, Fiorentina, quindi se vincesse la Fiorentina che non riesce ad arrivare sesta, potrebbe essere quella là che va in più oltre a quella che si qualifica sesta. Stiamo facendo un discorso. Sì, ci posso, però anche un po' ragazzi, i ragazzi è triste, I ragazzi hanno mollato. Non ragionano così. È chiaro che si sono imparati pure loro con le 5 fasi fatte, 11 finali, finché la matematica hanno mollato con la testa. Ma è comprensibile, cioè è sport. Chi ha fatto sport anche a bassissimi livelli, soprattutto sport non singoli, conosce certe dinamiche di squadra, di spogliatoio, di obiettivi, di mentalità. Ripeto, non so né accusano né criminale, non è strazzo testelini, manco le magliette di nessuno. Perciò è pericoloso. La gente pensa che uno prende, interruttore, che ha vinto con la Juve, adesso 10 vittorie di seguito, va bene. Guido, un'ultimissima domanda e poi ci salutiamo, perché devo andare a fare pipì. È un dettaglio che dovevano sapere tutti. Sono umani, sono esseri umani. A proposito di esseri umani, proprio Francesco mi faceva riflettere. Avete visto che Kvara sta aspettando un bambino? E quando vi ho detto attenzione, il matrimonio porta una serie di cose, magari stanno provando, e quando stai provando un pochino di stress in più, un pochino di dormire in meno, non sono robot, esseri umani. Francesco ti chiede la scelta di Xabi Alonso, che praticamente Xabi Alonso, che ha dichiarato di voler rimanere a Leverkusen l'anno prossimo nonostante un corteggiamento serrato da grandi top club. Vuole fare un percorso di crescita ulteriore. Ma che tu oggi mi vuoi proprio provocare, danneggiare? È una domanda di Francesco. Ma io non c'entro tu sai che in tempi non sospetti, parlando con un collega quando allenava le giovanili, disse: io punterei, mi sembra un ragazzo che ha qualità, lo sto seguendo, sia umane, che è tecnico, poi va lì, ma quest'anno ancora imbattuto, più la parte finale. Bisogna anche capire, diciamo, il progetto. Chiaro, se ti chiama una squadra grandissima è anche il coronamento della carriera. Il ragazzo ha tante cose. La prima, è ancora giovane, cioè non è un allenatore settantenne, dice non mi richiamerà più Real Madrid come Bayern, come c'è. Secondo, proprio caratterialmente, se ve lo ricordate in campo, eccetera, mi trasmetteva una certa calma e serenità. Poi può darsi che invece la notte si sveglia per il nervosismo e spacca la legna a mani nude, non lo so. Poi bisogna anche considerare quelle che sono di nuovo, vedi la progettualità, la filosofia aziendale. Può darsi che loro hanno messo a capo di una cosa, che c'è un progetto di 5 anni e lui si sente gratificato dal fatto di vedere anche dei progressi, non solo calcistici, ma di valorizzazione dei ragazzi, potenzialmente di strutture, centri sportivi, tutte cose. Quindi di nuovo ci sono tanti punti di vista. Io, casomai qualcuno dirà: vedete, non ha il coraggio, eccetera.
oppure addirittura maggiore coraggio. Ho detto, è facile andare adesso, ho vinto, mi chiama il Bayern, voglio vincere lui, prova a rivincere qualche anno fa mi avrebbe fatto piacere vederlo sulla panchina del Napoli, oggi mi farebbe ancora più piacere vederlo sulla panchina del Napoli, non è più l'allenatore della panchina del Napoli, è già una lo seguo con interesse, mi sembra, ripeto, mi piace il suo modo di stare in panchina, mi piace come fa giocare le sue squadre, perché appunto che è andato via Spalletti, ma non è che si ferma il calcio, se uno può essere bravo vedete, io lo dissi quest'anno in tempi non sospetti, già l'anno scorso, il Bari sta facendo schifo, il Catanzaro si sta salvando, farà, se non crolla, anche i playoff, non andrà in Serie A perché è una realtà molto molto piccola, uno stadio molto piccolo, però era un allenatore interessante. Chiaro, passare dal Catanzaro alla panchina del Napoli con tanti problemi devi avere veramente molta forza e talento. Però ho detto, in giro ci sono tanti nomi, è un nome già grosso. Non sappiamo le varie dinamiche, possono, vedete, io me ne ho dette 4-5, non sono lui, ma possono anche essere altri, possono essere familiari, che la sua famiglia dice, noi stiamo in petto a Cristo, preferiamo stare qui che 2 milioni in più stress, cioè possono essere tantissime, però nessuna secondo me grave. Possono anche essere umani, nel senso che tu ci sono degli non so, io non so se Lucarelli, no? Il giocatore, quello del Livorno, grandissimo impegno di sinistra, è venuto anche a Napoli a fare la fine di carriera, segnò in una Juventus Napoli, all'epoca era ancora il Comunale, poi rifatto grande stadio olimpico del Torino. Se fosse stato chiamato dalla Juve, chi lo sa se si sarebbe andato per un giocatore che ha un imprinting politico, cioè ci sono tante cose, tante componenti. Noi questo abbiamo provato a dirvelo, abbiamo detto non sono solo calciatori, sono esseri umani che giocano a calcio, la gente li vede come calciatori, però intanto sta facendo un campionato, una stagione straordinaria, non solo un campionato, il Bayern Leverkusen. Se lo può permettere di perdere oggi, siamo all'84esimo tipo e stanno perdendo contro l'Hoffenheim. Quindi però, se lo può permettere. Dopo 38 mi ha detto Francesco, 38 in battuta. È una roba incredibile. Grazie a Guido Gentile, grazie perché mi aiuti e ci aiuti a viverla con un po' più di serenità, una stagione veramente difficile, però noi resistiamo, non molliamo, mica siamo malesani, mollo. No. Calcisticamente difficile, però se uno mette da parte il calcisticamente difficile e non ascolta le polemiche, i veleni, il calcisticamente difficile resta, ma resta anche tutto il bello della vita. Ragionate su questo. Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile Piano Sequenza, un canale che sta molto attivo, dovete andare, dovete guardare i video, lasciare i like come fate con me, che è il minimo che possiamo fare per la sua disponibilità a tutte le ore, a tutti i giorni, si gioca di sabato, di domenica, l'infrasettimanale, in orari pazzeschi, e Guido ci dà sempre una mano a vedere un attimo oltre quelli che sono i vari luoghi comuni, che non se ne può più, onestamente. Vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo le like finali, ma se non ce li avete non fa niente, e vado a fare quella cosa lì che vi dicevo che veramente bisogna farla. Però la sigla. Se arrivavate a 1000 like la facevo e tornavo, ma visto che non è proprio la serata adatta. Buona Pasqua, buona Pasqua, ciao Angelo, buona Pasqua, non molliamo. E calcio è uno sport facile, ma non, se fosse così facile ci arriveremmo tutti. È facile, ma va fatto bene, secondo me. Poi